Benvenuti qui a questa diretta live del Gianni e Doriana Campesan Memorial, giunto all'ottava edizione. Quella che state vedendo è la fase di riscaldamento delle due squadre finaliste di questo torneo, iniziato ieri con 24 squadre e ora giustamente finale sono rimasti in due. Alla vostra destra in muta bianca il volley team Imoco Volley San Donà, alla vostra sinistra la Volley Rock Casal de Pazzi. Stanno scaldando il braccio queste atlete under 16, questa è la categoria di questo torneo, giunto all'ottava edizione. Si è svolto oggi e ieri, come dicevo poco fa, in 7 comuni qui del comprensorio di Abano Terme e Montegrotto. Andiamo a elencarli: Abano Terme, Montegrotto Terme, 2 Carrare, Battaglia Terme, Selvazzano Dentro, Torreglia e Limena. Questi comuni che hanno ospitato queste 24 squadre che si sono date battaglia. Alto il livello di questa under 16 femminile in questi 2 giorni di questo Memorial Gianni e Doriana Campesan, appunto giunto all'ottava edizione. Si stanno scaldando le atlete, sono passate alla zona 2 alle alzate dietro, come si suol dire in gergo tecnico, che vengono chiamate con numeri pari negli schemi. State vedendo appunto la fast delle ragazze di San Donà, adesso palla alta zona 2, hanno terminato la fase di attacco e adesso vanno al servizio. Vedete ancora, anzi adesso che è cambiata l'inquadratura, vedete che il palazzetto è gremito e ne state vedendo solo metà, c'è anche tutta l'altra parte degli spalti. Qui contiamo più di 500 persone al momento, la gara deve ancora prendere il via, questa finale dell'ottavo Memorial Gianni e Doriana Campesan. Adesso vedete inquadrata l'altra parte degli spalti, fra poco ci sarà anche un ospite d'eccezione che darà il via a questa finale. Avremo il coach e direttore della nazionale Davide Mazzanti, che poi anche intervisteremo qui in regia, quindi spero non chiudete il collegamento ma rimaniate appunto a vedere fino alla fine questo fantastico match. Stanno servendo le atlete, adesso vedete inquadrate il servizio di Imoco Volley San Donà e adesso vedete tutto il palazzetto. Ottavo appunto Memorial Gianni e Doriana Campesan, organizzato dal comitato territoriale della FIPAV Padova. Vedete le varie inquadrature per questi primi esperimenti che stanno riuscendo alla grande delle diretta live del comitato regionale della FIPAV Veneto. E l'arbitro fischia, è finito il servizio, fra poco inizierà questo fantastico match, la finale appunto di questo ottavo Memorial Gianni e Doriana Campesan. Vedete inquadrata la Imoco Volley San Donà under 16, come dicevo, allenata da Stefano Gregoris, primo allenatore, e adesso vedete inquadrata che si stanno vestendo con la t-shirt le atlete della Volley Rock Casal dei Pazzi di Roma. Quindi abbiamo Roma versus Venezia e sta per iniziare appunto, manca pochissimo a questa finale. Se ricordo bene abbiamo tra le finaliste appunto la Volley Rock, che è la detentrice in carica del torneo, appunto ha vinto la finale lo scorso anno, l'ha vinta anche l'anno prima, quindi è 2 anni che la squadra di Casal dei Pazzi di Roma si porta a casa questo trofeo, questo Memorial. Ragazze schierate, siamo al saluto iniziale, manca veramente poco a questa finale. Muta bianca, pantaloncini blu, la GL Imoco Volley San Donà, muta blu, pantaloncini scuri, abbiamo la Volley Rock Casal dei Pazzi. E sentite sotto anche lo speaker che
sta dando appunto l'inizio a questa finale e sta arrivando la bandiera italiana per l'inno di Mameli. Un applauso particolare, tanto buongiorno a tutti e benvenuti a Pallaberta di Montegrotto. Sono stati 2 giorni di straordinario spettacolo di pallavolo. State sentendo Massimo Salmaso. Abbiamo ancora negli occhi quello che ha fatto la nazionale femminile lo scorso anno, speriamo possa davvero continuare per molti anni. C'è una nazionale molto giovane che potrà darci grandi soddisfazioni ed è anche un po' per questo che oggi abbiamo l'onore, davvero l'onore, di avere qui con noi il CT della nazionale azzurra femminile Davide Mazzanti. A cui voglio dare il piacere. Allora, di qua ci sono le atlete e di qua ci sono i genitori. Vedi tu da che parte ti vuoi girare, puoi mettere anche a metà. Il tuo saluto, Davide, il tuo saluto. Buon pomeriggio, volevo prima di tutto farvi i complimenti perché questa mattina ho visto un po' di partite e ho visto un grandissimo livello e volevo, oltre ai complimenti, ringraziarvi di una cosa, perché durante il mondiale si è parlato tanto del Club Italia come componente della nazionale femminile. Io credo che in Italia sia solo una componente e tante ragazze che erano al mondiale sono figlie dei settori giovanili e quindi, visto che non vi hanno celebrato a dovere, sono io oggi che vi dico grazie per tutto quello che state facendo. Anche a voi che avete fornito il materiale da allenare, visto che siete i genitori, ed è un grazie che non si ferma solo a questo, ma durante il mondiale noi avevamo uno slogan che le ragazze avevano dall'inizio, che noi siamo l'Italia. Il progetto che abbiamo in testa si chiama Voi siete l'Italia ed è un progetto in cui noi allenatori nazionali verremo direttamente nei club ad allenarvi, a confrontarci e a cercare di condividere tutte quelle che è la nostra esperienza con voi, che siete quello che veramente è il concime del nostro movimento. Quindi grazie mille e bocca al lupo. Grazie davvero. Allora, a maggior ragione oggi ascoltiamo e se vogliamo cantiamo tutti assieme l'inno di Mameli. Ed è andato anche l'inno di Mameli, è stato cantato da tutti i presenti. Le atlete negli spalti hanno fatto vedere lo spirito di squadra, abbracciate anche durante l'inno.
appunto della nostra nazione. C'è il saluto tra le due finaliste, tra le atlete della GL Imoco Volley San Donà in tuta bianca, e adesso sono venendo inquadrate le atlete della Volley Ro Casal de Pazzi. Sta per iniziare questa finale del Memorial Gianni e Doriana Campesan, giunto all'8ª edizione, e fra poco si daranno battaglia queste due squadre per portare a casa uno dei primi trofei di questa stagione, che ormai è la fase cruciale. Ma attenzione che abbiamo un ospite, come prima vi ho anticipato, che verrà intervistato fra poco da Massimo Salmaso, ICT della Nazionale, Davide Mazzanti. Grazie Alberto, davvero avete visto l'atmosfera che si respira in questa finale dell'8ª edizione Memorial Gianni Campesan. Come dicevo qualche istante fa, Davide, è un grande onore intanto averti qui, perché è la prima volta che un allenatore della nazionale viene ad assistere alla finale di questo torneo, che è cosiddetto una sorta di campionato nazionale Under 16, a testimonianza che la pallavolo femminile giovanile in Italia sta dando veramente grandi frutti. Sì, devo dire che negli anni la qualità sia dei settori giovanili, ma soprattutto della qualità del gioco si sta alzando in modo incredibile, e credo che sia un segnale importante che comunque la qualità di tutto il movimento sta salendo, e credo che la federazione deve avere un'attenzione particolare per i settori giovanili, per sostenerli e aiutarli a comunque allargare ancora il bacino e renderlo ancora più qualitativo, visto che comunque i numeri nel femminile sono buonissimi. Ascolta, siamo in Veneto, siamo a Padova, un riferimento a una padovana doc che ha in squadra, che sta facendo impazzire e conosce la pallavolo anche a chi la conosce un po' di meno. Lo dobbiamo fare a Paola Gondo, no? Giocatrice di talento straordinario. Paola ha fatto in questi anni qualcosa di incredibile, sia per la sua giovane età e sia per i numeri che ha raggiunto. E credo che uno degli aspetti più belli di Paola, al di là della sua fisicità, è la sua capacità di sfidarsi ogni volta, e quando vede una sfida davanti a sé, più è grande, più lei si accende, e credo che questa cosa sia una cosa che la rende veramente una super giocatrice, e che comunque la mette sicuramente tra le giocatrici più forti al mondo. Che estate sarà per la nazionale? Volley Nation League, qualificazione olimpica, europei, 3 appuntamenti importanti, ma quello centrale forse è quello che conta di più, no? Sì, sicuramente la qualificazione olimpica è il nostro obiettivo, penso che poi l'europeo sarà una diretta conseguenza un po' della nostra qualificazione olimpica, e ci aiuterà molto quella a preparare poi l'europeo, come la Volleyball Nation League ci aiuterà a preparare al meglio la qualificazione olimpica. Grazie Davide, ti lasciamo alla finale del Memorial Campesan. Grazie ancora a Davide Mazzanti, CT Azzurro dell'Ital Volley femminile, che è stato in compagnia e ci ha onorato della sua presenza in questa apertura di telecronaca, e quindi possiamo andare in cronaca diretta per raccontare in diretta le gesta di questa attesissima finale. Caro Alberto, un bel onore, no, avere Mazzanti qui accanto a noi oggi. Direi proprio di sì, assolutamente. Veramente penso che anche per le ragazze iniziare questa finale con appunto la presentazione e le parole del nostro CT della nazionale femminile credo sia un gran auspicio. Già sono caricatissime, e spero non tese, ma caricatissime per questa finale. Credo che proprio col CT vorranno dare il meglio, no? Cosa dici? Assolutamente, è iniziata intanto siamo giustamente persi in chiacchiere con Mazzanti, ma come dicevo è un onore, ma c'è da seguire questa attesissima finale, con San Donà che mette a terra il primo punto, lo fa in posto 3 con il numero 17 Matilde Heckel, e quindi il primo punto di questa finale, come avrai ricordato sicuramente Alberto, 8ª finale, Gianni e Doriana Campesan, 2 grandi amici della pallavolo padovana, 2 amici anche personali, devo dire, per quello che hanno fatto nella mia infanzia pallavolistica, 2 persone a cui sono molto legato. Ancora un muro di San Donà, la palla ancora in gioco in casa Volley Ro Casal de Pazzi, qualche difficoltà in attacco per le giocatrici di Roma, e poi il muro ancora di San Donà
con Giulia Marconato. Sì, 3 muri consecutivi di San Donà, il terzo la palla è caduta a terra. E ho fatto prima un piccolo excursus. Qua abbiamo il finale appunto di Roma, la Volley Rock Casal dei Pazzi, che ha vinto le ultime 2 finali. Assolutamente, ed è anche quest'anno probabilmente una delle favorite. Intanto vediamo l'attacco di Anna Adelusi, una delle grandi protagoniste, la ricordiamo anche nella finale dello scorso anno, la numero 9 del Volley Rock, che va a segno e quindi conquista il primo punto per Volley Rock in questo primo set. Ricordo che questa partita, a differenza di tutte le altre, si giocherà al meglio dei 3 set su 5, mentre tutte le 2 giornate di gara chiaramente si sono giocate al meglio dei 3 set. E immagino, perché 24 squadre in 2 giorni in 7 comuni, sicuramente le partite sono state tantissime. Adesso ancora Anna Delusi e Muro, 2 pari. Stavo per dire, chi di muro ferisce di muro perisce, quindi 2 pari. Questa volta il muro vincente lo trova la squadra di Roma, che va ancora al servizio con il suo numero 10, Chiara Salvatori in battuta per Roma, ficcante il suo servizio in posto 4, il money out vincente del numero 16 Aurora Zorzetto per San Donà. Non era una palla facile, molto veloce, molto brava la pareggiatrice di San Donà, la numero 10 Eze Blessing, che ha velocizzato moltissimo, così come piace a Davide Mazzanti. Si scherzava anche nel prepartita oggi, così come Mazzanti predilige molto per le sue squadre il gioco veloce, gli piace chiaramente anche vederlo fare dalle ragazze in campo. Ancora Volley Rock che può attaccare da posto 2, ancora con Anna Delusi, difende San Donà che va al contrattacco, ancora un mani e fuori vincente, questa volta è il numero 7 Marina Giacomello. Punto per San Donà, che si porta a +2 in entrambi gli scambi da entrambe le squadre in questo punto. Il secondo tocco l'ha fatto il libero, come abbiamo visto tante volte in nazionale l'anno scorso, che era preparatissima della De Gennaro, giusto? Assolutamente. Fare il secondo tocco, e trova l'Ace, il regista Eze Blessing. 5-2 per San Donà. È un bel avvio. E qui appunto abbiamo di fronte, anche se è un po' siamo a metà stagione, penso 2 tra le migliori squadre nelle 16 italiane. Parlavo prima con un allenatore che ha partecipato nelle ultime edizioni, mi diceva che quest'anno è aumentato ancora di più il livello in questo Memorial, non solo per il fatto che ci siano 24 squadre, ma anche, mi diceva, è stata chiamata la nazionale B Under 16. E qui intanto che chiacchiero c'è un altro punto di San Donà, ma ancora Marina Giacomello, è il 6° punto per San Donà, che rivediamo. La nostra regia come sempre prontissima a proporci il replay, e c'è Carlo Alberto, primo time out di Roma, che forse non si aspettava di partire così con questa pressione di San Donà. Infatti partita fortissima la squadra, possiamo sentire anche. Sporchiamo il pallone, tagliamo il pulito, tira forte diagonale senza tagliare la palla, ok? Forza. Diceva di sporcare il pallone, forse ha preso un po' timore di questo muro di San Donà, perché finora San Donà ha messo bene le mani, e infatti il pallone faceva fatica a passare. In più sta servendo anche bene in questo turno in battuta Eze Blessing, e riprendiamo, vediamo. Io dico sempre se il time out porta i suoi frutti, oppure se invece San Donà allunga ancora il passo e si porta eventualmente a +5. 6-2 comunque il parziale. L'atleta salto float, mette in difficoltà la ricezione, e c'è ancora il muro di San Donà che non fa passare il pallone. Ci pensa sempre lei, Anna Delusi, una delle migliori giocatrici anche della scorsa edizione, ce la ricordiamo bene, qui a Montegrotto, che assieme a tutti i comuni della zona delle Terme Euganee ha ospitato in questa 2 giorni tutte le partite, quindi gli impianti dei comuni di Abano, di Montegrotto, di Due Carrare, di Battaglia Terme, di Selvazzano, di Torreglia, anche di Limena, quindi davvero un grandissimo sforzo anche del comune di Padova stesso, un grandissimo sforzo organizzativo. Difesa e contrattacco per Roma oggi, ora che mette a segno il punto numero 4. Questo lungolinea vincente di Manuela Ribecchi, 4° punto per la squadra di Volley Rock, si porta a -2 nei confronti di San Donà, quindi rialza la testa, porta proprio i suoi frutti time out. Ancora il capitano di Roma, Anna Delusi, al servizio. C'è la ricezione buona di San Donà, palla spinta in banda,
e difende bene la squadra del Volley Rock, che contrattacca e finisce out questo pallone. 7° punto per la squadra guidata da Stefano Gregoris in questo primo set di questa finale dell'8º Memorial Gianni e Doriana Campesana. Io ricordo sempre che sono ragazze under 16, perché tante volte qualcuno vede questo livello di gioco, ma sono giocatrici già assolutamente pronte per i massimi campionati. Sì, hai fatto bene a ricordarlo, perché magari da casa qui mi sono bloccato perché ho visto questa scena, questo attacco da seconda linea di Anna De Lusi che trova il muro, e però il muro finisce out. Pallone potente, 5° punto per la squadra in muta blu, che va al servizio con il numero 2 Manuela Ribecchi. Salto spin per questa atleta, non se ne trovano tante in questo livello, in questa categoria che attaccano il salto spin. E c'è la difesa, l'alzata, il contrattacco, e buca la difesa avversaria l'atleta Sara Bellia, che è una giocatrice della nostra vecchia conoscenza, perché fino all'anno scorso giocava in provincia di Venezia, ha fatto parte, caro Alberto, noi che seguiamo il volley regionale da tanti anni, di un po' di tutte le selezioni, no? Regionali e provinciali, e da quest'anno si è trasferita appunto a Roma, a Volley Rock Casal dei Pazzi. Sì, mi sembra che era con il Fusion Volley. Esattamente, giocatrice del Fusion Volley. Fa più fatica ora Sandonà in attacco, diciamo il contrattacco ancora di Roma, e la palla che si ferma però sul nastro, perché Giulia Marconato mette bene le mani a muro e conquista il punto numero 8 per Sandonà. 8-6 che rivediamo, molto brava ad avere pazienza, ad aspettare quella frazione di secondo in più per chiudere il punto numero 8. Lasciami questa parentesi, ho vista saltare con una mano e stoppare il pallone, forse l'ha preso dal papà che stoppava i palloni a basket, appunto il papà Marconato era un grandissimo atleta di basket. Assolutamente, bravo. E però adesso Bellia trova il lungolinea vincente, grandissimo pallone vicino alla linea. Una sorta di derby per la Bellia, no? Giocare contro una squadra del veneziano per lei. La sente doppiamente probabilmente, e qui in Veneto, quindi lei, tra virgolette, forse delle sue compagne di squadra quella che gioca più in casa. Adesso abbiamo Greta Catania al servizio, 7 per la Volley Rock, 8 punti per Sandonà, quindi siamo lì col punteggio. La partita forte Sandonà, ma ha recuperato alla grande la squadra guidata da Matteo Pilieci. Mamma che botta, ancora la Bellia da posto 4, vediamo se la regia avrà modo di farci rivedere. Che palla, mamma mia, eccola che la rivediamo. Vediamo la parte finale, l'esultanza, mamma che botta che ha tirato Sara Bellia. Sì, 8-8, parità tra queste due finaliste in questo primo set, ancora al servizio del numero 17 della Volley Rock. Scusate la voce, il periodo con un po' non trova brutto questo errore punto, e si porta in vantaggio la squadra della Volley Rock Casal dei Pazzi. 9-8 il parziale, ancora al servizio del numero 17, e mi sembra che sia la terza o addirittura la quarta battuta da parte di Greta. Sì, c'è un parziale importante di 4-0 per Casal dei Pazzi. Sì, che ha trovato la misura, specialmente in difesa, ma sta spingendo anche molto in battuta. Vedete come ci sia questa pressione costante al servizio, e poi c'è il muro. Sì, muro vincente, sono in due lì, c'è la Bellia e la Salvatori, e chiama subito time out questa volta Stefano Gregori. Il muro della centrale della Salvatori, e chiaramente arriva pronto il time out che andiamo a sentire con la telecamera a spalla di Renato Sandel. Questa volta mi sembra che si va su Sandonà. Forte contro il muro del centrale, a cosa serve? Teniamo i colpi alti piuttosto che non facciamo spaffato, ok? Non dimenticatevi i colpi tattici, il pallonetto di tanto da giocare un po'. Facciamo sentire forte un applauso per le due finaliste. Andare forte e usare la testa. Vediamo se riusciranno, e vediamo se sarà la chiave di volta per recuperare appunto lo svantaggio che ora è Sandonà di 2 lunghezze nei confronti della Volley Rock, al servizio ancora con Greta Catania. Salto flot per questa atleta, buona battuta, riceve bene Sandonà, e c'è l'invasione del muro di Volley Rock, è rilevata dal secondo arbitro, che regala così il 9° punto a Sandonà. La palla dell'attacco di Sandonà era terminata fuori, ma il secondo arbitro ha visto un tocco sulla rete del muro romano, e quindi arriva il 9° punto per Sandonà. 9-10 il parziale a favore di Volley Rock. Al servizio invece abbiamo la numero 7 Marina Giacomello. Salto flot anche per questa atleta, pallone bello teso, però ricevuto molto bene dal libero romano.
e questo pallone non passa il pallone di Adenusi. E quindi 10-10, di nuovo parità tra queste due finaliste in questo primo set del Memorial Gianni e Doriana Campesan. A servizio ancora la numero 7 di San Donà, Marina Giacomello. Vediamo se farà ancora un salto flot. Un palla aperta intanto, caro Alberto, che si è riempito praticamente in ogni ordine di posto, anche quest'anno gran pienone per la finale. Ancora sarà Bellia show da posto 4. Sì, vediamo se la regia fa rivedere il replay di questo attacco a tutto braccio, proprio è andata di tutta potenza. Giocatrice davvero molto molto interessante Sara Bellia sotto tutti i punti di vista, ma pensa per queste ragazze avere l'onore di giocare questa partita davanti a Davide Mazzanti, che onore e che emozione deve essere. E c'è la ricezione, ancora Bellia a muro, difende bene, palla alzata in zona 4 e Bellia la gestisce. Attenzione a non scontrarsi, a non farsi male. Questa gestione di palla della Bellia porta a casa il 12° punto, il +2 per la squadra appunto del volley. Ancora il servizio con Ilaria Durante. Sì, devo dire che è il servizio che sta facendo la differenza fino a questo momento, in questo break di Casal de Pazzi, perché stanno spingendo tantissimo in questo fondamentale. Questa è una buona ricezione più attenzione perché si capiscono male palleggiatore e centrale. Ancora la Bellia, il suo pallonetto, controlla San Donà, contro pallonetto vincente questa volta di Matilde Comunello da posto 4, e c'è il punto numero 11 per San Donà. Infatti cosa aveva detto Stefano Gregoris? Usate la testa col Bomari, un pallonetto in zona 3, aveva ragione. È arrivato. E in effetti con un muro come quello di Casal de Pazzi tirare dritto per dritto tante volte può far veramente molto male, l'abbiamo visto. Hai ragione, si è proprio visto Massimo. Adesso la fautrice dell'ultimo tocco vincente ha battuto, ha ricevuto, e ancora c'è un errore in attacco di Anna Adelusi e non passa nemmeno questo pallone. 12-12, di nuovo parità. Sì, ha voluto chiudere troppo il colpo questa volta, tirare un po', forse volere un po' troppo da se stessa. Anna Adelusi ha chiuso troppo il colpo, la palla è rimasta sul suo campo, è rimasta in rete, quindi 12 pari. Ancora Matilde Comunello che vedete inquadrata al servizio, salto flot per questa atleta e termina out. Il pallone ruotava un pochino, ringrazia la volley che senza faticare porta a casa il 13° punto e va al servizio appunto con Sara Bellia. Sara Bellia, vediamo che servizio l'atleta veneta ci mostrerà. Salto flot e finisce in rete. Un altro errore al servizio, questa volta porta a casa il punto San Donà senza faticare. Di nuovo parità, 13 pari, 13-13 parziale. Vedo al servizio per San Donà la numero 17, forse 11, Francesca Florenti. C'è il contrattacco di San Donà, qui la palla non vuole cadere. Ancora Anna Delusi, la difesa ancora di San Donà va al contrattacco. Ancora la formazione veneziana, è uno scambio piuttosto prolungato, la palla che termina sull'asticella dopo l'attacco del numero 2 Manuela Ribecchi, e quindi si riporta San Donà in vantaggio, 14-13 il parziale. Ancora il servizio San Donà, salto flot per questa atleta che trova l'ace, ottimo colpo. 15-13 si riporta avanti la squadra guidata da Stefano Gregoris. Un +2 interessante, Alberto, che conferma comunque il grande equilibrio di questo primo set e anche l'ottimo livello tecnico, perché fino a questo momento c'è davvero molto equilibrio, le due squadre si assomigliano molto, come vedete stanno spingendo tantissimo in battuta. Sì, e poi si vede anche che a me piace tantissimo questa volontà di non far cadere il pallone nella fase difensiva, che è una fondamentale, che più che la tecnica richiede tantissima volontà, è questione tantissimo di testa, di non voler far cadere questa palla. La palla non vuole cadere, ma ci mette lo zampino Anna Delusi per portare a casa il 14° punto dopo questo scambio quasi interminabile. Lele Durante, la palleggiatrice di Casal de Pazzi, che sta insistendo molto sulla propria attaccante, e ha ragione fino a questo momento, perché la sta ripagando sicuramente con un'ottima prestazione in attacco.
Chiara Salvatori in battuta. Salto flotte per questa atleta, sfiora il nastro, bellissima battuta, mette in difficoltà la ricezione di Sandonà che deve dare una free ball e vediamo se la sfrutta al meglio questa free ball. No, c'è un brutto errore di Greta Catania in primo tempo, praticamente senza muro. Sì. Peccato, qua Mazzanti avrebbe tirato sicuramente le orecchie e non solo Mazzanti. 16-14 parziale, al servizio abbiamo il Ese Blessing, prima ha fatto molto male in battuta, vediamo se farà ancora un filotto come il giro precedente. Fa fatica il libero a tenere questa ricezione, ma trova subito l'attacco vincente numero 2 Manuela Ribecchi. Grazie, Manuela Ribecchi che trova il money out e si riporta a -1 la squadra guidata da Matteo Pilieci. Al servizio abbiamo l'altro capitano, Anna Adelusi, per la Volley Rock Casal de Pazzi. Blessing che palleggia, il primo tempo di Marco Nato, la palla ancora viva da posto 2, la tiene ancora Casal de Pazzi, il mani è fuori, tentato da Manuela Ribecchi, ma ancora la formazione veneziana, la grande difesa ancora della formazione capitolina, ancora la lungolinea vincente, molto bella, Manuela Ribecchi mette palla a terra, siamo 16 pari, gran scambio. Sì, bellissimo scambio, di nuovo parità come dicevi, e devo dire grandissimo lavoro degli alzatori, stanno facendo uscire dei palloni veramente interessanti e molto belli, veramente bello. Al servizio ancora il capitano Anna Delusi, riceve Sandonà, alzata in zona 4 e con una palla corta, palla a terra, sembrava tenuta in gioco questo pallonetto di Marina Giacomello, infatti si arrabbiano un po' le giocatrici di Volley Rock con gli arbitri, ma anche noi abbiamo avuto questa impressione effettivamente. E al servizio abbiamo l'altro capitano, quello di Sandonà, numero 16 Aurora Zorzetto, trova un salto flotte, tiene bene Bellia, ricezione alzata in seconda linea per il capitano Adelusi, c'è ancora uno scambio, il pallone non vuole scendere e toccare il pavimento, non lo vogliono far toccare il pavimento e questa volta va un po' troppo convinta dei propri mezzi Manuela Ribecchi, tira tutto braccio sulle mani del muro veneziano di Marina Giacomello che chiude il punto. Era benissimo piazzata, più 2 di nuovo per la squadra di Sandonà. Al servizio ancora con il capitano, il numero 16 Aurora Zorzetto. Bellissima battuta, ha trovato una zona angolata e anche tesa. Buona opportunità in contrattacco da posto 2, ancora la palla che cade a terra, ancora Marina Giacomello che mette palla a terra, il numero 7 ed è il più 3 ed è un vantaggio importante ora per Sandonà. Rivediamo l'estremo tentativo di difesa di Volley Rock e andiamo a sentire cosa ha da dire alle sue ragazze. Vediamo Sandel da che parte si sposta sulla panchina di Casal de Pazzi. Allora, un po' di focus sul piano di rimbalzo, so che la palla fischia, rimaniamo dentro il pallone e tiriamo la palla avanti a noi, ok? Bene, già girato il piano di rimbalzo verso l'obiettivo, così giochiamo un palla vicino dentro. Quando la palla è brutta, ricordate che abbiamo le uscite a destra, da sinistra e dietro il muro da destra, ok? Molto tranquillo Matteo Piglieci in questa molto fase. Preciso anche. Sì, devo dire ha dato delle indicazioni abbastanza chiare e lineate, ha ricordato tutte le soluzioni di attacco che hanno a disposizione la Volley Rock e dopo il time out mi sembra che mandi un doppio cambio il coach Matteo Piglieci. Sì, ho visto bene, doppio cambio per la formazione romana, entra con il numero 15 Alessia Conti e va a sostituire la numero 13 Ilaria Durante e vedo pronta la numero 14 Giulia Orlandi e va a sostituire il capitano Anna Delusi. Cambio tattico. Un cambio di diagonale opposto palleggiatore in modo tale da avere comunque l'attacco a 3, infatti il palleggiatore come vedete è in zona 1, quindi pronta a penetrare da zona 1 sul servizio di Sandonà, in battuta in questo momento con il proprio capitano numero 16 Aurora Zorzetto. 19-16 Sandonà. Sì, prima ha battuto molto bene, angolato e cerca ancora questa battuta che però termina out, non flotta abbastanza, anche di 1 metro, porta subito i suoi frutti il time out chiamato da Matteo Piglieci. 19-17 ancora 2 lunghezze per Sandonà in questa fase di 7 molto importanti, vediamo se riusciranno a tenerle. Al servizio invece abbiamo pronta la numero 2 Manuela Ribecchi, bellissima battuta, viene ricevuta per Blessing, attacco vincente di Matilde Comunello da posto 4 e adesso la partita è molto bella, adesso i palloni pesano in questo finale di
primo set molto equilibrato, due squadre che hanno avuto una sorta di percorso netto fino a questo momento, qualche difficoltà in più in semifinale per Sandonà, più facile per Casal dei Pazzi, ma ora ci si gioca tutto per portare a casa questo ormai importantissimo Memorial Campesan. La difesa di Sandonà, la palla che termina fuori di un nulla. E quindi 18° punto per i Vollero, che si mantiene a 2 lunghezze di svantaggio in questo finale di primo set. Al servizio vedo pronta la numero 17 Greta Catania. Schierata l'accensione di Sandonà, il servizio di Catania sempre ficcante nelle turnazioni precedenti. Palla a filo per Blessing, la deve spingere, grande numero, grande palla. Sì, Marina Giacomello, sì. Davvero quello di Marina Giacomello. L'abbiamo rivisto, adesso è veramente molto intelligente, la palla era un po' bassa, un po' sotto, il muro schierato. Grande intelligenza di questa atleta di Sandonà, devo dire un po' lenta la lettura in difesa della Vollero di questo pallone, che secondo me poteva anche aspettarselo vedendo questa mano alzata, però riceve bene, anche se la battuta non era facile, però commette fallo in regia. Primo fischio. Giulia Orlandi appena entrata in campo in cabina di regia va a fare questo fallo di doppio. E qui siamo 22-18 più 4. Adesso comincia a diventare interessante il vantaggio di Sandonà, dovrà davvero. Vedete inquadrata Marina Giacomello e c'è un errore al servizio. A mio avviso in questo momento non doveva assolutamente sbagliare, perché io credo fosse un po' di difficoltà la Vollero. Adesso esce da questa piccola difficoltà e va al servizio con la numero 15 Alessia Conti, la entrata da poco, scusate. Salto float per questa atleta, bella battuta, infatti non tiene la ricezione Sandonà. Vediamo questa free ball se viene sfruttata al meglio dalla Bellia, e invece no, ci mette le mani e chiude questo pallone. Matilde Eckel al centro, grande muro su Sara Bellia. E ritornano in campo le due atlete della diagonale che hanno iniziato questo set, il capitano numero 9 Anna Delusi e la numero 13 Ilaria Durante. Dal fronte opposto invece di Sandonà è già pronta al servizio Matilde Comunello. 23-19 il parziale, 2 lunghezze solo per la fine di questo set per Sandonà, 6 lunghezze invece per la Vollero. Vedete inquadrata appunto Matilde Comunello, pronta al servizio, guarda il campo avversario, salto float e becca il libero che riceve molto bene. Questa volta Bellia tira giù un pallone fortissimo, ma viene difeso da Sandonà, che cerca di salvare questo pallone, e adesso vediamo chi ha la meglio in questi scambi. Adenusi molto brava a giocare sulle mani alte del muro questo pallone, ecco che lo rivediamo un po' in controtempo, sì, perché il muro se la tira giù questa palla. 23-20 e c'è un cambio, esce Bellia, cambio tattico, entra al servizio la numero 11 Stella Nervini. Sì, cerca evidentemente qualcosa in più in battuta, delle chiare indicazioni. Matteo Piglieci alla propria giocatrice appena entrata, evidentemente vuole sfruttare il suo servizio tattico, vedremo se saprà dare valore aggiunto al numero 11 di Vollero al suo servizio. E c'è l'attacco di Sandonà, viene difeso, vediamo se riapre la partita con questo contrattacco Vollero. No, Sandonà non vuole assolutamente concedere nulla. Free ball, vediamo se questa volta la sfruttano questa free ball. Durante Adenusi, la palla in campo, gran palla. Con pazienza Vollero si sta riportando sotto, mini break da 19-23 a 21-23, infatti questa volta è Stefano Gregoris a chiedere time out, ci sta tutto in questo bellissimo finale di primo set, in un Palaberta esaurito ormai in ogni ordine di posta, in un pomeriggio che ricordo ancora per la pallavolo padovana molto interessante, ma sentiamo Gregoris. Faremo fare libero, ok? E poi dopo questa cosa qua a muro, attenzione al dire questo primo set. Però se ci viene una parallela, bravi, altrimenti chiudere. Tra le varie indicazioni che ha dato, ha detto attenzione a come posizioniamo le mani a muro, guardiamo la direzione dell'attacco, forse gli è scontato un po' che il muro si sia tirato giù quel pallone di Anna Delusi, ripeto, grande attaccante. 23-21 parziale, pronta invece abbiamo a servizio Stella Nervini, salto float per lei, riceve Sandonà bene e trova ancora il pallonetto vincente. Preciso, Aurora Zorzetto ancora una volta, la copertura sul pallonetto non è eccezionale. E 24-21 abbiamo 3 set ball in questo primo set per la squadra veneziana. Il primo
lo ha in mano la numero 17 Matilde Eckl, salto flot. Speriamo che questo pallone trovi il campo, infatti concentratissimo, bella battuta e spezza subito. Sempre lei, Anna Benusi. Sì, braccio pesante e anche bel diagonale incrociando un po' il braccio. 24-22 annullato il primo set ball, ne abbiamo altre 2 set ball per la squadra di San Donà. Questa volta al servizio abbiamo la numero 10 della Bolero, Chiara Salvatori, salto flot per lei. E questa volta il set ball è in fase di attacco per San Donà, vedremo come saprà gestirlo la pareggiatrice Blessing, palla un po' scontata in posto 4, ancora un pallonetto, tiene Casaldo e Pazzi che può andare al contrattacco da posto 4, la difesa ancora di San Donà, la palla ancora viva in posto 4 e il pallonetto ancora, la palla viva e il tocco finale di Marconato che un po' maldestro in questo caso regala il punto numero 23. Diciamo non era preparata nella copertura l'atleta centrale di San Donà e ha regalato questo set ball, ha annullato questo set ball ancora al servizio invece il numero 10 Chiara Salvatori, 24-23. Un altro set ball per pallone che scotta, ma c'è l'erroraccio, peccato per Casaldo e Pazzi perché finisce forse nel modo peggiore questo splendido primo set. 25-23 per San Donà che si porta avanti 1-0. Alberto, ma un grande equilibrio comunque fino a questo momento. Bellissima partita, diciamo molto equilibrata, sicuramente sarà una grande lotta e vediamo adesso psicologicamente come riaprirà il match con il secondo set. Appunto il primo si è aggiudicato 25-23, è sempre stato però il parziale in bilico fino alla fine. San Donà aveva allungato, faccio un po' un piccolo riepilogo, e Bolero stava per appunto raggiungere San Donà forse stava un po' accusando questa rincorsa e poi Bolero ha buttato la battuta fuori. Andiamo a sentire adesso due cose: le direzioni a muro, che se quelli ci ha tirato 8 diagonali non può trovare tutta quella diagonale da libera, perché sei tu che stai scorrendo via per paura di prendere la parallela. Se ti caccia un money out o ti caccia una parallela forte, se ne interessa, ok? Chiaro? Questo, quindi tempi di muro e ordine nelle direzioni di muro, e poi ascoltate il pallonetto per togliere attaccanti. Attacca da seconda linea come se fosse finito. Allora, avete sentito appunto Stefano Gregoris che ha sottolineato nuovamente la posizione a muro, perché probabilmente dice che San Donà può fare molto. Beh, allora approfittiamo di questa pausa tra un set e l'altro per fare anche una battuta con Roberto Maso, presidente del comitato regionale FIPA Veneto. Roberto, ancora un successo di pubblico, tecnico, di partecipazione, ma anche di gioco in questa finale fino a questo momento? Sì, mi sembra proprio di sì, a parte il pubblico che ha già riempito, devono ancora arrivare parte delle squadre, ma è già tutto pieno. Ma a livello tecnico vedo una bella pallavolo giovanile e queste sono le prospettive per il futuro. Veramente credo che a livello nazionale, il livello nazionale è qua. Ne parlavamo prima con Davide Mazzante, che è stato nostro ospite nel prepartita, una nazionale femminile molto giovane, perché ricordiamo Paola Egon su tutto, ma tantissime altre ragazze molto giovani, ma dietro una nazionale juniores allenata da Massimo Bellano, altrettanto giovane, a conferma che il movimento femminile ha futuro. Qualche problema in più ce l'abbiamo sul maschile forse, no? Sì, sul maschile sì, ma credo che il femminile stia raccogliendo i frutti di un lavoro fatto da diversi anni e il progetto avanzato da Mazzanti di interessare più atlete per coinvolgerle tutte stia dando i suoi frutti. Spero che questo sia di insegnamento anche per il maschile, perché nel maschile siamo un po' nella strada del lavoro, ancora tanto da fare. Grazie a Roberto Maso, presidente del FIPA Veneto, per questo intervento tra un set e l'altro. Ricordo, stavo dicendo prima, comunque visto che siamo in diretta streaming, Alberto, un pomeriggio particolare per Padova, che sta vivendo oggi la finale del Campesan, ma tra un'ora e mezza vivrà un altro grandissimo evento, già tutto esaurito da molti giorni, la sfida tra Chioene Padova e Azimut Modena alla Chioene Arena, e quindi un altro appuntamento importante, una Padova capitale oggi della pallavolo davvero
un pomeriggio importantissimo con tante persone sulle gradinate del Palaberta e della Chioni Arena. Intanto è iniziato il secondo set, ricordo il primo parziale 25-23 per Sandonà, che mette a segno anche il primo punto del secondo set con questo attacco della propria numero 7 Marina Giacomello, e quindi 1-0 per Sandonà. Partita forte appunto la squadra guidata da Stefano Gregoris. Ancora al servizio abbiamo Matilde Comunello, salto float per lei, e come dicevo poco fa vediamo se accusa il colpo appunto la Volero oppure se si innervosisce. Mamma mia, che quasi una straordinaria difesa, quasi. Sì, era prontissima l'atleta di Sandonà. 1-1 il parziale, porta a casa il primo punto di questo secondo set dell'ottavo Memorial Gianni e Doriana Campesana, la squadra guidata da Matteo Piglieci, la Volero Casal De Pazzi, la vincitrice delle ultime due finali di questo Memorial. Pronta al servizio abbiamo la numero 10 Chiara Salvatori, salto float anche per lei, c'è buona ricezione di Sandonà, la palla alzata in banda e termina out questo pallone del capitano Aurora Zorzetto. Secondo punto per la squadra di Roma, che si porta in vantaggio in questo secondo set. Ancora al servizio abbiamo la numero 10 Chiara Salvatori. Vedete il palazzetto gremito, vedete le indicazioni del coach Matteo Piglieci e il salto float dell'atleta Chiara Salvatori, che trova l'ace e il terzo punto. Parte fortissima la Volero, al dente avvelenato probabilmente anche del set precedente, che ha perso 25-23 pur disputando un buon match. Ancora al servizio la numero 10 Chiara Salvatori, salto float ancora per questa atleta, fa fatica a tenere la ricezione Sandonà e infatti non riesce a mettere a segno questa azione. Termina out, 4-1 il parziale per la Volero Casal De Pazzi. Di nuovo al servizio Chiara Salvatori, salto float ancora per questa atleta che ha il braccio caldo, troppo forse caldo. Termina out e ringrazia volley Sandonà, che si porta a -2, 4-2 il parziale. Pronta al servizio Matilde Eckl, la vedete inquadrata in questo momento, salto float anche per lei, mette in difficoltà la ricezione, infatti questa free ball viene sfruttata al meglio da Sandonà, che trova con il suo capitano Aurora Zorzetto il money out e il terzo punto. 4-3 parziale, ancora in vantaggio la Volero, ma Sandonà si è portata sotto. Ancora al servizio la numero 17 Matilde Eckl, la vedete inquadrata, l'atleta di Sandonà, salto float per lei, un'altra battuta insidiosa, palla alta, ma anche col pallone alto Anna Delusi trova il punto. E adesso abbiamo una ospite da un presidente all'altro, no Alberto? Il presidente regionale Roberto Maso, il presidente del comitato territoriale FIPAL di Padova Cinzia Businaro. Ci siamo visti molte volte in questi giorni, abbiamo parlato, ormai siamo arrivati all'atto finale, ma ancora una volta è stato un grande successo, credo, no? Cinzia organizzativo, tecnicamente stiamo vedendo una bellissima finale, ma ancora una volta c'è la conferma che c'è qualità e quantità si possono coniugare in questo Campesano. Sì, veramente siamo veramente molto contenti di come è andata questa ottava edizione del Memorial Trofeo Campesana. 24 squadre, quindi un gran numero di squadre, altissimo livello, veramente ogni partita giocata con molta attenzione dalle squadre e con molta attenzione e soprattutto con delle belle azioni di gioco che hanno praticamente mandato in visibilio il nostro pubblico qui presente nel bacino di Abano e Montegrotto. Il livello organizzativo, veramente posso dire che siamo arrivati alla finale, c'è stato tanto lavoro alle spalle, supportato dalle amministrazioni comunali di ben 7 amministrazioni comunali, 10 società sportive praticamente sempre presenti in tutti gli impianti per dar vita a questo spettacolo e a questa finale che punto a punto è veramente il coronamento di un trofeo che è stato preparato con attenzione e che ci ha dato veramente grande soddisfazione. Quindi siete contenti? Grande fatica ma anche felicità, no? Sì, la fatica è ripagata da come poi è andato a buon fine questa ottava edizione. Quindi grazie veramente che c'è stato il supporto e il pubblico presente ci ha veramente ripagato di tutti i nostri sforzi. Grazie a tutti. Grazie Cinzia, grazie a te e complimenti ancora per l'organizzazione del comitato
FIPAV di Padova che da mesi lavora a questo evento. E intanto c'è un filotto, un break importante di San Donà col turno in battuta di Eze Blessing che costringe il time out alla formazione di Casate Pazzi, che andiamo ora a sentire che tipo di indicazione deve dare il coach, penso soprattutto alla ricezione. Sentiamo. Mandiamo ovviamente il saluto alle protagoniste di questo Memorial Campesana, le squadre della Ridormiano. Facciamo un applauso a tutte le protagoniste. Squadre che tornano in campo, 7-5 San Donà che si è imposta 25-23 anche nel primo set ed ora sta mettendo a segno un break importante in battuta con la propria pareggiatrice, la numero 10 Eze Blessing. Sì, massimo parziale di 3-0, infatti prima conduceva 5-4 la squadra di Roma, adesso invece conduce San Donà 7-5, ancora il servizio la regista di San Donà con una battuta che sta facendo veramente male alla squadra di Roma e non passa questo pallone, ottavo punto più 3 per la squadra guidata da Stefano Gregoris, non porta questa volta i suoi frutti, il time out chiamato dal coach romano Matteo Piglieci. Ancora al servizio la numero 10 Eze Blessing, salto float per lei. Ci diciamo questa volta un errore un po' gratuito quello di Anna Adenusi. Ancora la pressione di Blessing in battuta, ancora un ace. Quanto importante è il fondamentale del servizio alla pallavolo oggi, lo sapete bene, lo vedete anche in questa partita, come dicono i tecnici, quelli bravi, quelli veri, è il primo fondamentale d'attacco e Eze Blessing ce lo sta dimostrando. Doppio cambio intanto già visto anche nel primo set, cambia la diagonale la formazione romana e quindi diagonale palleggiatore opposto in campo la numero 14 Giulia Orlandi, la numero 15 Alessia Conti e vanno a sedersi in panchina Ilaria Durante e Anna Adelusi, quindi attacco a 3 ancora per Casalde Pazzi con la palleggiatrice in seconda linea, Eze Blessing pronta al servizio, palleggio di Duranti e la palla a segno di Manuela Ribecchi che trova il diagonale libero, non arriva Marconato a muro, infatti tira di tutto braccio la numero 2 e trova il sesto punto, interrompe questa serie positiva, questo parziale di 5-0 della formazione di San Donà che adesso va in ricezione dopo questa battuta a salto spin e questa volta Marconato trova il punto dal centro. Pizzico di fortuna, ma brava Eze a dare questo pallone spinto anche con ricezione non perfetta, la palla era un po' staccata da rete, ha voluto comunque credere nel proprio centrale che ha messo palla a terra. Sì, è pronto il capitano veneziano al servizio Aurora Zorzetto, 10-6 parziale, mantiene le 4 lunghezze di vantaggio la squadra guidata da Stefano Gregoris, al servizio Zorzetto, salto float per lei, fa un po' fatica a tenere la ricezione libero romano ma trova il diagonale vincente la numero 11 Stella Nervini. Settimo punto per la Voleiro che si riporta a -3 e va al servizio con la numero 17 Greta Catania. Schierata la ricezione di San Donà sul servizio della Catania, 3 le lunghezze da recuperare per Voleiro, visto il tabellone, l'attacco da posto 4, la palla a segno ancora una volta per Matilde Comunello, davvero un pallonetto chirurgico, lo rivedete, perfetto, ancora un time out chiesto da Roma e sentiamo questa volta la panchina di San Donà. Prendetevi il tempo per riposare quando ce n'è, ok? Quando invece vuole la palla, a fuoco. Date un occhio a non scappare sulla parallela muro e posto 2, ok? Mari, posizione di muro. Altra cosa, adesso penso che andate un po' a pallonetto, giusto? Non è un problema, usiamo il pallonetto se c'è palla brutta per togliere attaccanti o togliere il palleggiatore, ok? Andiamo. Ha ricordato appunto di non tenere troppo la parallela, infatti prima dicevo, come avevo detto, la numero 2 Emanuele Ribecchi aveva trovato la diagonale completamente libera, però poi ha soprattutto ricordato continuiamo a utilizzare il pallonetto, perché probabilmente anche nel femminile come nel maschile c'è l'idea che il punto a pallonetto valga a metà. Vale uguale. E appunto
ha richiamato l'utilizzo di questo fondamentale non solo per cercare il punto ma anche per togliere attaccanti o l'alzatore dal contrattacco avversario. Adesso non ha sfruttato al meglio questo errore di ricezione Sandonà per chiudere a secco quei palloni. Io su queste cose sarei molto ferreo, questi palloni non devono assolutamente passare, un punto gratuito, caspiterina. La numero 15 al servizio, Alessia Conti. Eze, l'attacco, ancora un pallonetto, questa volta a buon gioco la difesa e la copertura di Volleiro. Ancora Eze in posto 4 e spinge il Mani, è fuori, vediamo se c'è stato tocco a muro, così dice il primo arbitro, quindi l'attacco vincente è ancora una volta di Sandonà con Matilde Comunello. Ha provato il tocco d'astuzia, ne è riuscito, c'è stato il tocco a muro, quindi di nuovo più 4 per la formazione veneziana che va al servizio con Giacomello, con Marina Giacomello. Pronta al servizio l'atleta di Sandonà con il numero 7 nella muta, salto flotta anche per lei. Palla attesa sul libero che fa fatica, molta fatica a tenere questa ricezione. Sofia Valoppi, il libero e di... infatti chiude al meglio questo muro il centrale di Sandonà, il numero 17 Matilde, e si porta a più 5 la squadra di Sandonà, la GL Moco Volley. Sofia Valoppi, il libero di Casal de Pazzi, dall'altra parte il libero titolare Francesca Floretti. In panchina c'è anche nota di colore, il secondo libero di Sandonà è Alice Santuz, figlia d'arte, figlia di Stefano Santuz e di Stefania Bottaro, che sono direttore sportivo e segretaria generale della Chioene Pallavolo Padova. Saranno probabilmente al Palasport di Padova, dove tra l'altro dovrò andare anch'io, caro Alberto, tra qualche minuto. Dovrò abbandonare un po' a malincuore questa bellissima finale, perché dobbiamo un po' dividerci oggi su tutti questi eventi che ci sono a Padova, e quindi dobbiamo un po' dividerci di qua e di là, però insomma è comunque un grandissimo pomeriggio di pallavolo. 14-8 intanto, Sandonà allunga. Sì, allunga più 6. Sandonà ha fatto un gran muro e continua a battere ancora bene, anche Sandonà mette in difficoltà, e i pallonetti però Sandonà riesce tanti pallonetti adesso, sì. Sembra qua, però Sandonà fino ad ora i pallonetti li raccoglie molto bene, bellissimo lungolinea, ma trova il pallone out, sì. Questo attacco dell'atleta Stella Nervini, più 7. Sandonà allunga tantissimo e rimette in campo le due atlete della diagonale, alzatore opposto, coach Matteo Piglieci, giustamente sta giocando tutte le sue carte, ha già chiamato 2 time out se ricordo bene, certo. E siamo 15-8, il parziale è più 7 a favore della squadra di Sandonà, che sta giocando con una calma veramente diciamo figlia proprio dell'allenatore di Stefano Gregori. Io credo anche che Volleiro forse se l'aspettava forse un filino più facile, quindi un filino di nervoso e di impazienza c'è in questo momento tra le formazioni tra le file della squadra capitolina. Questa palla però non passa, corretta l'interpretazione arbitrale. Eh sì, 15-9, interrompe questa serie positiva Volleiro, si porta a meno 6, non è impossibile recuperare, però ripeto, da quella fotografia che vedo in questo momento vedo Sandonà tranquilla, pacifica, e Volleiro che un po' non ha il fiatone, ma la vedo un po' persa. Come hai detto te, sembra che abbia preso... Abbiamo visto una scena molto bella, perché dietro la giocatrice di Roma che stava battendo c'era il sindaco di Montegrotto che stava filmando il Palaberta pieno in ogni ordine di posto. Una bellissima immagine questa del sindaco che filma il suo Palasport, molto molto curiosa. E c'è stata anche una bellissima azione di Sandonà, però ha chiuso al meglio al Volleiro, il 10° punto, si porta a meno 5. Stavo dicendo meno 6, adesso meno 5, non è difficile recuperare. No, anche perché nella pallavolo femminile lo sappiamo, può succedere davvero di tutto. Assolutamente. E poi terminato a livello giovanile. E poi terminato ogni 7 0-0. Assolutamente. Servizio. Questa palla termina fuori. Però se Volleiro fa questi errori al servizio, Sandonà la strada ancora. Ringrazia Sandonà, è molto felice Sandonà. E si riporta a più 6. 10-16 il parziale a favore appunto della squadra veneziana, che va al servizio con il numero 14 Matilde Comunello. Salto flotta per questa atleta che vedete inquadrata in questo momento. Mamma mia, bellissima battuta, riceve con un po' di difficoltà Volleiro, e infatti va a segno ancora il muro. Sì. Il muro del Sandonà, buon gioco, non c'è adeguata copertura ecco che rivediamo, vedete, pasticcia un po'
Chiara Salvatori sotto rete, a buon gioco il muro di Sandonà, ora più 7, 17-10, è un set importante questo, ricordo Sandonà si è imposta 25-23 nel primo parziale, quindi certamente un set importante questo nell'equilibrio di questa attesissima finale. Sbaglia ora il servizio Matilde Comunello. Sì, non blocca abbastanza il braccio e il pallone prende troppa energia e finisce out anche di non poco. Dal fronte opposto invece fra poco verrà inquadrata la numero 10 Chiara Salvatori al servizio, 17-11 come potete vedere in alto a destra il parziale, salto float per lei, si siede un po' in gergo tecnico il libero di Sandonà e non tiene bene questo pallone, che sfrutta al meglio questo contrattacco, la volley Ro per portare a casa il 12° punto di Manuela Ribecchi da posto 4 chiude questo scambio con attenzione, meno 5, vedete, attenzione a non mollare mai la presa per Sandonà, perché Volerò tra l'altro è squadra in grado, ha capacità tecniche e caratteriali assolutamente importanti, quindi in grado di rientrare in ogni momento in partita. In gergo tecnico sono ragazze abituate alle finali. Assolutamente. Sì, sono appunto le società di altissimo livello, e anche le atlete sono anni che giocano finali regionali, finali provinciali e qualcuna che è la finale nazionale. Al fronte opposto Sandonà è pronta con il suo numero 17 Matilde Eckle al servizio, 18-16 parziale, sempre 6 di lunghezze di vantaggio per la squadra veneziana. Riceve bene la volley Ro. Sottorete, pallone che danza, attacco da seconda linea vincente ancora per Marina Giacomello, il punto numero 19, torna a più 7 Sandonà sul servizio della centrale bolzanina Heckel. Chiude benissimo di polso da seconda linea Comunello e infatti cade davanti alle braccia del libero questo pallone. 19° punto, più 7, ancora salto float in battuta, sfrutta tutta la diagonale possibile di traiettoria. E il muro in campo mi sembra è andato fuori. Questa sarebbe, sai, in Serie A questa è la classica palla da video check, sì, perché qui è proprio da come si è mosso, e vedete Stefano Gregoris avrebbe chiamato il check. Come si dice in questo caso, mia personalissima impressione che la palla fosse in campo, però oddio, sembrava. Però dalla nostra postazione qui un po' in piccionaia può scapparci qualcosa. E bellissima difesa da 13-19 intanto. Sì, e c'è il muro vincente ancora di Eze Blessing sì, su Manuela Ribecchi, ed è il muro il fondamentale che sta facendo la differenza in questo secondo set a favore di Sandonà, avanti ora 20-13, ricordo 25-23 primo set sempre per la formazione veneziana. E abbiamo Eze Blessing al servizio. Il set prima aveva fatto un filotto di 5 battute, scusa, l'azione del giro prima, non il set prima. Sì. Vediamo adesso se ne combina. È una rotazione importante questa per Sandonà, evidentemente. Brava, molto con un po' di brava. fortuna interrompe subito questo servizio al veleno l'attaccante numero 2 della volley Ro, Manuela Ribecchi sulle mani alte del muro, un bel pallone questo. sì, astuzia, e si riporta a -6 la squadra romana. Vediamo se Sandonà tiene ancora il livello alto o se si è un po', diciamo, seduta sugli allori. Vediamo 20-14, pronta al servizio la fautrice dell'ultimo attacco vincente Manuela Ribecchi, che la vede inquadrata sullo sfondo, l'atleta numero 2 della volley Ro. Salto spin, unica atleta che sta giocando in questa finale con l'attacco, con la battuta salto spin. L'attacco di Marconato viene controllato dalla difesa di volley Ro, che spara fuori però il contrattacco. Ci sono grandi proteste per un presunto tocco a muro di questo pallone, non sono di questo avviso gli arbitri, quindi arriva al punto numero 21 per Sandonà, avanti ora 21-14 in questo secondo set che si gioca da circa 20 minuti. Servizio di Matilde Comunello per Sandonà, la ricezione Aurora Zorzetto, scusate, l'attacco out mi pare di Anna Denusi. Sta sbagliando troppo ora, sta sbagliando davvero troppo volley Ro, caro Alberto. Direi proprio di sì, si porta a più 8 Sandonà, ancora il servizio con il suo capitano Aurora Zorzetto. Sì, diciamo che forse questo set potrebbe essere un po' uno spartiacque per questa finale, però vediamo. Salto flotta per il capitano della GL Moco Volley Sandonà, riceve bene volley Ro, prova la fast.
E riesce a difendere bene Sandonà. Dal mio punto di vista sono 4 tocchi, infatti anche dal punto di vista dell'arbitro. Sì. Massimo è un occhio di falco. No, corretto, mi sembra che non ci siano dubbi. 22-15 la vediamo inquadrata la situazione della nostra regia, effettivamente un doppio tocco con la palla che stava per essere difesa, assolutamente corretta l'interpretazione arbitrale. Greta Catania al servizio per la Volero, bellissima battuta attesa che sfiora il nastro e trova questa volta il money out, la numero 14 Matilde Comunello per Sandonà che si riporta a +8. Sì, mi sembra un po' poco convinto la Volero, sta un po' scesa la tensione, mi sembra. Non credo sia facile con un parziale di 23-15, però ripeto, se non ci mettono lo spirito loro che sono in under 16, perché ricordo che questa è la categoria under 16 per voi che state guardando da casa. Abbiamo Marco Nato, salto flot, riceve bene la Volero e c'è la palla in zona 4 con una diagonale stretta vincente di Francesca, scusa ho sbagliato, di Stella Nervini. 23-16, vediamo se mette in difficoltà la Volero questo finale di set Sandonà oppure no. Al servizio invece abbiamo Ilaria Durante, numero 13, inquadrata in questo momento, battuta che flotta benissimo però non è abbastanza attesa, ricevuta bene, c'è l'attacco muro e contrattacco adesso le Volero e c'è ancora un diagonale, ancora lei Stella Nervini che è entrata in campo al posto di Sara Bellia in questo secondo set, regala il punto numero 17 per Volleiro che dà segnali ora di riscossa, e il set è certamente compromesso, ma chissà, lo diciamo sempre nel lavoro femminile giovanile, mai dire mai davvero, anche se questo errore spezza un po' le gambe al tentativo di rimonta di Volleiro, perché ci sono ben 7 palle 7 per Sandonà in questo secondo parziale. 7 palle 7, ancora una battuta sbagliata nel momento decisivo della Volleiro che va al servizio con il numero 7 Marina Giacomello. Vediamo Giacomello al servizio, salto flot, vediamo se Sandonà chiude subito il set oppure no. L'attacco fuori di Anna Denosi. 25-17, brutto errore per Volleiro. Sandonà ne approfitta e quindi siamo sul 2-0 in questo attesissima finale del Memorial Gianni e Doriana Campesan dal Palaberta di Montegrotto, 25-23, 25-17, 2-0 Sandonà. Io, caro Alberto, mi divido questo punto, ti lascio le redini della telecronaca e vado a vedermi la Superlega? La Superlega, un po' di Padova-Modena perché il lavoro ci porta lì, ma anche se mi spiace davvero molto dover abbandonare questa finale perché è davvero interessante. Guardate il colpo d'occhio del pubblico, fa molto bene la nostra regia a farlo vedere. Palaberta come sempre pieno in ogni ordine di posto. Gremitissimo, grazie mille, ma ringraziamo Massimo Salmaso che mi ha affiancato fino a questo momento. In bocca al lupo per la partita di Superlega, ci vediamo alla prossima. Ricordiamo che appunto questi sono degli esperimenti che stanno riuscendo alla grande di queste dirette live a livello di comitato regionale. Questa volta, come abbiamo fatto anche a fine dicembre, siamo quindi col comitato della FIPAV di Padova. Quello che appunto state vedendo sono le indicazioni di coach Matteo Piglieci della Volleiro Casal de Pazzi, che sta perdendo 2-7-0 questa finale contro Sandonà GL Moco Volley. E questo è l'ottavo. Va bene Ilaria, ma bene, dall'altro ne troviamo la diagonale. Quando siamo in difficoltà fallo netto, non voglio chiodi, non voglio più chiodi. Un bel colpo alto, giochiamo lungo. Ok, va bene, giochiamo con il schema, quindi vostri 6, quando attacca 2 siamo contrattacco, preparate la parte, chiamate la parte. Intanto il Palaberta si sta riempendo sempre di più le squadre, le protagoniste, 24 squadre, ancora il saluto a tutti voi che avete dato grande spettacolo in questa 2 giorni. Azione alle sue atlete. E adesso vedete l'altra parte del Palaberta. Qui trovate la maggior parte delle atlete di queste 24 squadre che si sono giocate in 7 comuni questo Memorial tra ieri e oggi. 2 giorni di grande pallavolo femminile della categoria Under 16. Ha raggruppato le migliori squadre a livello nazionale. Prima era presente e ha dato anche il suo contributo il CT della nazionale femminile Davide Mazzanti, che appunto ha ricordato l'importanza del settore giovanile
che è, uso le sue parole, l'humus, il concime, ha detto, proprio per dare il via e far crescere la nazionale seniores. E c'è l'applauso, vedete le due formazioni raccolte per trovare la concentrazione inquadrata in questo momento. La Volley Ro Casal de Pazzi in muta azzurra e pantaloncini neri, nel fronte opposto invece abbiamo in muta bianca e pantaloncini blu il Volley GL Moco Volley San Donato. Sta per iniziare il terzo set. Ricordiamo che è la meglio dei 5 set questa finale, i primi due se li ha aggiudicati San Donato. Tutto pronto per questo inizio di terzo set. Al servizio ci sarà per la Volley Ro la numero 8 Sara Bellia. La squadra di Roma, la giocatrice è veneta, si è trasferita appunto a inizio di questa stagione per disputare il match, scusate, la stagione con questa formazione. E il primo set lo trova, il primo punto lo trova l'ace di Sara Bellia, 1-0 per la Volley Ro. E adesso ancora al servizio Sara Bellia, che vedete in questo momento. Salto float, trova un altro ace, questa volta con l'aiuto del nastro, e quindi mette subito in grana la marcia forte la Volley Ro, che non ci tiene assolutamente a lasciare questa finale. Ricordiamo che Volley Ro ha vinto le ultime due edizioni di questo Memoria. Ancora al servizio Sara Bellia al salto float, un'altra bella battuta, mette un po' in difficoltà il libero di San Donà, trova in diagonale il libero, l'attacco di San Donà, e il contrattacco invece della Volley Ro trova il lungo linea vincente attraverso la mano di Stella Nervini. 3-0 per la squadra guidata da Matteo Piglieci in questo terzo set. Parte fortissimo la formazione romana, ancora al servizio con Sara Bellia. Ancora in difficoltà la ricezione di San Donà, la seconda linea mette a terra questo diagonale vincente Marina Giacomello. 3-1 il parziale, primo punto per San Donà, che va in battuta con la numero 17 Matilde Eckl. Interrompe questa serie positiva della squadra romana, la squadra veneziana. Appunto vedete inquadrata l'atleta pronta per il suo servizio salto float, batte in zona 5 e c'è il muro vincente di San Donà da parte di Giulia Marconato. Secondo punto per la formazione guidata da Stefano Gregoris in questo terzo set. 3-2 parziale a favore della squadra romana. Invece al servizio abbiamo ancora Matilde Eckl. Salto float per lei, la vedete inquadrata in questo momento. Bella ricezione per questo pallone difficile, e con un po' di fortuna trova il punto dal centro la numero 10 Chiara Salvatori, chiamata in causa dalla sua regista. 4-2 il parziale per la squadra romana, va in battuta la numero 10, la fautrice dell'ultimo attacco vincente, Chiara Salvatori. Tiene un po' staccata la ricezione San Donà, e infatti non riesce neanche a sfruttare questo pallone in attacco. Aurora Zorzetto si porta a +3 la formazione romana. 5-2 il parziale, va ancora al servizio Chiara Salvatori per la Volley Ro Casal de Pazzi. Salto float per questa atleta e trova l'ace, bellissima battuta che cade, e infatti chiama subito time out Stefano Gregoris. Partenza a razzo per la squadra romana, e magari vediamo se la regia ci fa sentire le parole del time out dei coach. Andiamo a sentire Matteo Piglieci. Greta preparati e girare il portato troppo. Se ce ne vai il fatto che è alta, poi fa il rischio del muro e si rigioca. Va bene, adesso attenti sul raccarico, attenti sul pallonetto Chiara, il pallonetto del centrale del palleggiatore, e occhio sulla zona in diagonale. Molto chiare e
stesso Romano alla propria formazione, ha richiamato soprattutto l'attenzione del pallonetto, magari crede che possa diventare la soluzione per rinvertire il corso di questo set da parte di Sandonà, che sta subendo il parziale 6-2 in questo momento. Al servizio abbiamo la numero 10 Chiara Salvatori. Ritrova l'ace, bellissimo, mezzo metro dentro questo pallone, non 5 cm, mezzo metro, cade tantissimo, devo dire ottima battuta, prima ha trovato l'ace corto, adesso l'ha trovato lungo, spazia tecnicamente questa atleta al servizio, la numero 10 Chiara Salvatori. 7-2 parziale, allunga più 5 la squadra romana, nuovamente in battuta Chiara Salvatori, bellissimo pallone, viene ricevuto bene a Sandonà, eccolo lì il pallonetto, e infatti si dispera Matteo Pigliezzi, l'aveva chiamato che nel time out, e cade questo pallone e interrompe questa serie positiva della volley row, il GL Volley Team Sandonà con questo pallonetto. Al servizio abbiamo Ese Blessing, riceve bene volley row che va con palla spinta ad attaccare in zona 4, contrattacco di Sandonà, alzata del libero, di nuovo contrattacco della volley row che attacca sulle mani del muro, riesce a difendere Sandonà, free ball per la volley row, vediamo come la sfrutta malissimo, perché una free ball deve essere messa a terra. Errore per Anna Delusi, quarto punto per il volley Sandonà, ancora in battuta Ese Blessing, si porta a -3 la formazione veneziana nei confronti di quella romana. Bellissima battuta tesa e tira di tutto braccio l'atleta numero 11 Stella Nervini. Ottimo punto, bellissimo, più 4 per la formazione romana, che va in battuta con il suo capitano Anna Adelusi, che vedete inquadrato in questo momento, e trova l'ace, battuta flotta, piedi a terra per la giocatrice romana, che riporta più 5 la formazione della volley row Casalde Pazzi. Ancora a servizio Anna Adelusi, e termina questa volta out il pallone, quinto punto per Sandonà, che si riporta a -4 e va in battuta questa volta con il proprio capitano Aurora Zorzetto. Salto flotto per questa atleta che vedete inquadrata alle spalle dell'arbitro in seconda. Sarabellia stentendo un po' la ricezione, vediamo il contrattacco della squadra veneziana, è prontissima nella palla corta al volley row, molto pronta anche Sandonà, non vuole cadere questo pallone, grande energia e grande volontà di queste formazioni per portare a casa il massimo, non vogliono mollare niente all'avversario in questa finale dell'ottavo Memorial Gianni e Doriana Campesan. E dopo questo infinito scambio alla meglio la numero 14 di Sandonà, Matilde Comunello, e si siede a fianco a me in questo momento Adriano Bilato, che viene a commentare con me il vicepresidente del comitato della FIPA. Adriano, cosa dici qua? Bellissima questa finale. Beh, intanto veramente devo fare ogni anno i complimenti al comitato organizzatore, al comitato territoriale di Padova, perché essere qua a vedere questo spettacolo che veramente mi fa inorgoglire come Federazione Italiana Pallavolo. Inoltre devo anche dire che stiamo assistendo a uno spettacolo tecnico veramente incredibile, a dimostrazione di come il nostro movimento, le nostre società stiano lavorando alla grande sul settore tecnico, quindi io posso tranquillamente dire che in questi giorni ho visto, sia ieri anche oggi, 5-6 partite
ed è stato veramente un bellissimo spettacolo, perché ho visto un livello medio tecnico veramente elevato, e quindi veramente i complimenti, devo fare ancora una volta i complimenti agli allenatori, ai dirigenti e alle nostre società che stanno lavorando veramente bene a livello giovanile. Sì, come diceva prima Davide Mazzanti, questo è l'humus per la nazionale, infatti nazionale femminile giovane. Prima Roberto Maso della FIPA Veneto diceva appunto che nel maschile, ahimè, non stanno facendo questo lavoro, cioè non sono partiti così presto, perché questi sono risultati che arrivano dal lavoro fatto per tempo, però dico che c'è anche parecchio lavoro a fare. Mi rilascio a due parole: alto livello questo torneo, 24 squadre, parlavo anche prima con qualche allenatore, vedono proprio un alto livello, forse è questa che aiuta al movimento nazionale. Ma intanto io ho sempre detto che questo nell'andare degli anni è diventata una finale nazionale, nel senso che già ormai negli ultimi 3-4 anni 4-5 squadre che arrivano nei primi posti di questo torneo arrivano nei primi posti nella finale nazionale. Hai detto e mi hai fatto una domanda a cui è difficile dare una risposta, nel senso che nel femminile noi abbiamo tutta una serie di società che stanno lavorando alla grande, e dopo abbiamo anche un Club Italia che negli ultimi 3-4 anni sta lavorando alla grande, sta producendo tutta una serie di atlete, e l'abbiamo visto, di cui addirittura 3-4 oggi sono già in nazionale a 18 anni, 17 anni. Nel maschile, pur considerando che i numeri sono certamente diversi, e pur avendo un Club Italia che è praticamente la stessa stregua del settore femminile, purtroppo non riusciamo ancora a produrre gli atleti per la nazionale. Ci stiamo ragionando, ci stiamo pensando a soluzioni anche magari certamente diverse, perché abbiamo bisogno di ricreare nel settore maschile quel ricambio che oggi facciamo un po' più fatica rispetto al settore femminile. Sì, penso che i numeri diano, come dicevi, la differenza tra femminile e anche maschile. So che qui in Veneto. Però allora è vero che noi siamo 1-4 nel rapporto fra maschile e femminile, però se pensiamo a nazioni tipo Serbia, tipo Germania, tipo Olanda, che vanno anche, diciamo che ottengono anche dei buoni risultati a livello maschile, hanno numeri ancora inferiori rispetto a noi, però producono atleti di altissimo livello, e quindi questo, diciamo, non può essere la scusante dei numeri rispetto al femminile. Certo. E quindi dobbiamo capire effettivamente dove sta il problema. Certo, assolutamente, concordo pienamente, anche perché il maschile, se ricordo bene, è partito dalla cultura degli alibi, quella di noi, quindi assolutamente non ci diamo nessun alibi, e più lavoro c'è da fare, più stimolo c'è. E ritorno a questo torneo, come dicevi, 4-5 delle squadre che arrivano nella classifica in cui poi si ritrovano a livello nazionale, quindi è un po' una domanda, quasi mi verrebbe da dire, credo scontata, però questi tornei servono tantissimo come metro per fare bene da qui alle finali nazionali. Ma io da quando ho fatto anche presidente regionale e presidente territoriale, io sono sempre stato a favore della gestione di determinati tornei importanti nei momenti di stasi, sia nelle festività e sia anche come adesso, perché sono fermi i campionati. Questo è un momento di confronto, io credo, fra diverse culture pallavolistiche, tecniche, perché qua ci sono rappresentate tantissime regioni, quindi anche scuole diverse a livello tecnico, e quindi credo che questo sia un momento di confronto che serve per elevare la qualità delle varie società.
Non a caso abbiamo visto negli ultimi anni un aumento di questi tornei, dopo ce ne sono, come diciamo, di più tecnici, di più qualitativi e qualcheduno meno qualitativo, che però hanno portato comunque una partecipazione enorme di società a cui vi partecipiamo, perché è importante giocare, ma anche importante, come dicevo, confrontarsi a livello tecnico con altre culture e con altri territori. Giusto, infatti concordo pienamente, e ripeto, probabilmente anche vedere cosa stanno facendo gli altri e a che livello sono dà lo stimolo per capire dove voler arrivare. E direi grazie innanzitutto di questo spunto e di questo confronto. Quello che avete sentito poco fa è Adriano Bilato, che è il vicepresidente della FIPAV Italia, che appunto abbiamo l'onore di avere qui a vedere questa finale. Grazie a voi e complimenti anche perché prima ho visto sul telefonino il vostro streaming e veramente sta funzionando alla grande, e servono anche, credo, questi momenti, perché serve per far vedere il nostro sport a chi oggi non è potuto qui esserci e a riempire questo palazzetto che è già pieno all'inverosimile. Grazie ancora a voi e buon lavoro. Grazie Adriano, infatti essendo che sono qui da tutta Italia ci vedranno, hanno la possibilità di vederci. Grazie e buona giornata, in bocca al lupo per il resto della stagione. E dopo questa chiacchierata con Adriano Bilato andiamo a rivedere un po' il parziale che da casa state vedendo, 17-10 a favore della squadra, se vedo bene, della Volley Ro nei confronti di San Donà, e c'è una sostituzione nelle fila di San Donà, entra con il numero 4 Matilde Boso e va a sostituire nel numero 14 Matilde Comunello, quindi cambio, il nome resta lo stesso, cambia il cognome. Da fronte opposto invece abbiamo pronta al servizio la numero 13 che vedete inquadrata, Ilaria Durante, salto float per lei, sfiora il nastro questo pallone, viene ricevuto e tocca in attacco il pallone della nuova entrata, alzata al salto da parte del libero della Volley Ro, grande scambio tra queste due squadre. E con la seconda linea vincente Aurora Giorzetto mette a punto l'11° punto per San Donà, si porta a casa questo scambio. 17-11 parziale, mantiene 7 lunghezze di vantaggio la squadra guidata da Matteo Pigliecci in questo terzo set. Ricordiamo che il parziale dei set è a favore di San Donà, che conduce 2-0. Al servizio la nuova entrata di San Donà, Matilde Boso, che vedete inquadrata in questo istante. Vediamo il tipo di servizio, salto float per l'atleta di San Donà, non cade questo pallone, termina out, 18° punto per la Volley Ro che si riporta a +7 e va in battuta con Sara Bellia. Al servizio l'atleta veneta che milita nella squadra di Roma, salto float anche per lei, viene ricevuto con un po' di difficoltà questo pallone, alza libero e trova il diagonale, e trova in diagonale il libero avversario, la giocatrice San Donà, prova la seconda linea, la numero 4 di San Donà, e termina out questo pallone. 19° punto per la squadra guidata da Matteo Pigliecci, che si porta a +8 in questo terzo set. Ancora al servizio la numero 8 Sara Bellia per la squadra romana, salto float per lei. Contiene la ricezione San Donà, alza il libero e c'è l'attacco e la difesa del libero di San Donà. Seconda linea per Comunello, adesso prima linea in attacco vincente di Anna De Lusi, scambio a favore della Volley Ro che si porta a +9, 20-11, allunga nuovamente il vantaggio in questo terzo set, e devo dire che se lo sta meritando tutto. Ancora al servizio Sara Bellia. Non flotta abbastanza questo pallone che termina out, 12° punto per la squadra di San Donà, che va in battuta con la numero 13. Benedetta Campagnolo al servizio, salto float per lei, riceve bene la Volley Ro, alzata in zona 2,
un altro attacco di Anna Adelusi e un altro punto per la Volero, il 21esimo, di nuovo più 9 per la squadra romana, imbattuta con la numero 10 Chiara Salvatori. Arrivando al punto del 21-12. Vedete inquadrata la testa a servizio in questo momento, salto flot per lei, ottima battuta, riceve con difficoltà il capitano di San Donà che cerca di salvare questa alzata, scambi morbidi e invece adesso tira di tutto braccio Aurora Zorzetto in lungolinea e trova il punto a San Donà, il 13esimo. 8 lunghezze di svantaggio tra le due formazioni, c'è un doppio cambio nella diagonale, alzatore opposto, entra con il numero 2 Giada Bonetto, va a sostituire la numero 10 Ese Blessing e entra anche con il numero 3 Camilla Volente. Valente, scusate. Pronta al servizio la nuova entrata Giada Bonetto, ma chiede lume in merito alla formazione in campo il capitano della Bolero Anna Adelusi. Per chi si fosse collegato da poco, questa è la finale dell'ottavo Memorial di Gianni e Doriana Campesan, il terzo set. I primi due se li ha aggiudicati il volley team San Donà in muta bianca. Vedete inquadrato proprio in questo momento il servizio l'atleta con il numero 2 Giada Bonetto. Questo set invece lo sta conducendo 21-13 il volley Ro Casal de Pazzi e trova il diagonale vincente Anna Delusi. Ancora un pallone toccato dalla giocatrice numero 9 romana e ancora un punto per la sua squadra, il 22esimo, di nuovo più 9, mantiene le 9 lunghezze di vantaggio la squadra guidata in questo terzo set da Matteo Piglieci. Al servizio proprio la fautrice dell'ultimo attacco vincente, il capitano Anna Adelusi. Fatica un po' a ricezione San Donà, ma sfrutta al meglio questo pallone la regista veneziana, però difende prima Volero, adesso difende ancora San Donà, prova il pallonetto corto la giocatrice di San Donà e invece prova il palleggio lungo mettendo in difficoltà le avversarie. Anna Delusi, free ball per la Volero, vediamo se la sfrutta, palla tesa in zona 4, troppo bassa però, non vuole cadere questo pallone e cade in questo momento sull'attacco di Camilla Valente. Alla meglio questo scambio la squadra veneziana, però non è molto entusiasta probabilmente visto il parziale 22-14 a favore della squadra romana che conduce 8 lunghezze di vantaggio nei confronti di quella veneziana. Ora al servizio con il suo capitano Aurora Zorzetto. Grazie anche a loro ovviamente, è importante il servizio. 22-14. Salto flot per il capitano veneziano che trova l'ace, il 15esimo punto, 22-15. Non è facile questo recupero, ma non impossibile. Ancora al servizio il capitano Aurora Zorzetto. Ricezione disposta in campo della Volero, pronta al servizio del capitano veneziano. Battuta insidiosa che viene ricevuta bene dal Volero e trova l'attacco out da parte del numero 11 Stella Nervini, convinta di un tocco avversario ma l'arbitro dice out per 16esimo punto. Altro punto per i volley San Donà, ancora al servizio con il suo capitano Aurora Zorzetto, inquadrato in questo momento. Salto flot per l'atleta veneziana e trova l'ace, 22-17. Si attiva subito Matteo Piglieci e va a effettuare il cambio, entra con il numero 2 Manuela Ribecchi, va a sostituire la numero 8 Sara Bellia. 17-22 parziale. Non è facile recuperare come ho detto poco fa, ma non impossibile. Ancora il servizio Aurora Zorzetto, salto flot per lei inquadrata in questo momento. Difficoltà in ricezione per il libero della Volero, alza in seconda linea ad Anna Delusi che trova l'attacco vincente, però difende San Donà, mette una free ball e questa volta chiamata in causa con palla tesissima in zona 4, mette a segno questo diagonale vincente Stella Nervini e va a interrompere la serie positiva di San Donà a 17, si porta a 23 la squadra del Volero, imbattuta appunto con la fautrice dell'ultimo attacco vincente, la numero 11.
Stella Nervini, ricezione più per Sandonà, e infatti non riesce a tenere questo attacco di tutto braccio la difesa da parte di Matilde Boso, la difesa del Volley Ro. 18° punto per il Volley Sandonà, che va al servizio con il suo centrale numero 9, Giulia Marconato. Salto flotte per lei, alla corta, riceve bene e trova da zona 3 in money out Greta Catania. 24 punti, 6 set ball per la squadra guidata da Matteo Piglieci, la Volley Ro Casal De Pazzi. Vedete inquadrato il parziale 24-18, pronta invece al servizio la numero 17 Greta Catania. Fatica la ricezione di Sandonà da questo servizio, prova a mettere questo pallone in attacco. Aurora Zorzetta viene difesa e contrattaccata da seconda linea da Anna De Lusi, che trova con l'attacco di tutto braccio la complicità del muro avversario. Finisce lontanissimo, impossibile quasi da difendere questo pallone. 25-18 si conclude questo terzo set a favore della Volley Ro Casal De Pazzi, che riapre un po' questa finale dopo il 2-0 appunto di Sandonà, e quindi 2-1 il parziale a favore della squadra veneziana. Fra poco ci sarà il quarto set di questa finale del Memorial Gianni e Doriana Campesan qui a Montegrotto Terme in provincia di Padova. Vedete inquadrato il Pala Alberta gremito di genitori, atleti e amanti della pallavolo per vedere questo spettacolo, la finale di questo Memorial Under 16 femminile. Prima Adriano Bilato, il vicepresidente della FIPAV Italia, diceva che ormai da anni a questo torneo le prime 4-5 classificate poi arrivano a giocarsi anche le finali nazionali nei primi posti, quindi è una bella e quindi spettacolo come previsto in questa finale avanti 2-7-0. Le ragazze non di Sandonà hanno recuperato nel terzo parziale il modello che sarà del classico. Abbiamo delle chance, tanto siamo avanti da uno senza fare risolvere le cose. Solo una cosa, ultima, non calate di ritmo alto e attenzione altissima. Se c'è da fare una cosa facile, la facciamo. Avete sentito il coach di Sandonà Stefano Gregoris che richiamava all'ordine le proprie atlete dicendo ritmo e calma, perché hanno in vantaggio delle chance in più rispetto alla Volley Ro, da prima quella di avere un set di vantaggio rispetto alle avversarie. Quindi appunto calma e determinazione e ritmo, anzi uso proprio i suoi termini, per Sandonà. Dal fronte opposto invece Volley Ro deve credersi assolutamente a riaprire questa finale, perché ha portato a casa in maniera anche molto agevole il terzo set, portandosi nel 2-1. E vedete anche uno spaccato degli spalti, vedo anche Marco Zanon del comitato della FIPAV Veneto nell'ambito arbitrale. Le ragazze sono schierate in campo, l'arbitro in seconda sta controllando appunto le posizioni che corrispondano con il fogliettino del giro rilasciato e scritto dai coach. C'è l'ok e si prende con il servizio, scusate, si inizia con il servizio per mano dell'atleta di Sandonà, la numero 14 Matilde Comunello. Vedete inquadrata Matilde Comunello, se non ricordo male salto flotte per questa atleta, ed è iniziato anche il quarto set di questa finale. Mette subito in difficoltà la ricezione avversaria Sandonà.
bellissimo scambio, si parte a bomba e parte a bomba anche il muro di Sandonà. Primo punto per la squadra veneziana in questo quarto set. Ancora al servizio la numero 14 Matilde Comunello. Bello scambio, le squadre sono molto cariche per questa finale. Questo quarto set iniziato da poco, 1-0 per Sandonà. Ancora al servizio la numero 14 Matilde Comunello, salto flotte per questa atleta di Sandonà, riceve bene Sara Bellia, alzata in zona 2 per il capitano, tiene alta la difesa Sandonà, arriva una free ball alla Volley-Ro, vediamo se viene messa a segno e invece no, si intreppa, anzi si ingrippa un po' il meccanismo al centro della Volley-Ro che non sfrutta questa free ball, come è già successo in altri set. Bisogna allenare maggiormente questa free ball. Matteo Plici, ancora il servizio Comunello Matilde per la Sandonà, la vedete inquadrata, salto flotte per questa atleta veneziana. Punta ancora Sala Bellia che riceve con un po' di difficoltà e questa volta l'attacco di Anna Adelusi trova il punto, un po' ferma nelle gambe questa volta Sandonà in difesa, con forse un po' più di determinazione si poteva chiudere al meglio, provare a prendere questo pallone. Fronte opposto, pronta al servizio la numero 10 Chiara Salvatori, salto flotte anche per lei, ottima battitrice anche lei, ricezione staccata da rete, prova il pallonetto un po' telefonato Aurora Dorzetto, però ci mette le mani a muro Sandonà e non fa passare questo pallone Francesca Floretti. Scusate, Francesca Floretti è libero. Matilde Eckler è proprio al servizio adesso la fautrice dell'ultimo muro vincente, la numero 17 di Sandonà, Matilde Eckler. Riceve bene Sara Bellia, un po' staccata da rete e c'è ancora il muro di Sandonà, questa volta però termina out, non è posizionato bene anche perché è arrivato in corsa la posizione di Marco Nato, trova il money out, Volley-Ro che si porta 2 lunghezze, va al servizio con Anna Delusi, capitano numero 9 di Muta, e trova l'ace. 3-3, parità in questo quarto set per queste due formazioni finaliste di questo Memorial Gianni e Doriana Campesana. Con al servizio il capitano della Volley-Ro Anna Adelusi, vedete inquadrata, battuta float, piedi a terra, pallone che viaggia con una certa forza e non riesce a difendere questo pallone. La Volley-Ro attaccato da Aurora Zorzetto. Quarto punto per Sandonà che si riporta in vantaggio di una lunghezza e va al servizio con il numero 10 la sua regista Blessing Ese, che vedete inquadrata in questo momento. Tiene malino la ricezione Volley-Ro e termina out questo pallone. Quinto punto più 2 per la squadra guidata da Stefano Gregoris, che va al servizio ancora con il suo regista Blessing Ese. Ottima battuta, tiene benissimo però la ricezione Volley-Ro, prova la veloce Greta Catania, ma trova il muro invalicabile di Giulia Marconato. Sesto punto di nuovo più 3, chiama subito time out coach Matteo P10, che vede partite un po' spente le sue e un po' più cariche Sandonà. Andiamo a sentire con la regia. Se giochi base 1 su punto rete 3 non la devi giocare, base 1 per avere punto rete spostati la puoi giocare. Appena si stacca Sandro e Anna pronti ad aiutare in un attacco da seconda linea. Entriamo sulla Inizia a sentire il quarto set anche coach, lo vedo un po' più provato rispetto all'inizio del match. Matteo P10. E sentite anche per un attimo il clima che si respira qui al Palaberta di Montegrotto. 6-3 il parziale a favore di Sandonà. Dopo questo time out chiamato dalla squadra romana è pronta al servizio la numero 10 Blessing Ese. Quarta battuta per lei.
ottima battuta tesa su Sara Bellia che fa fatica a ricevere, free ball per la squadra di San Donà, ma viene difeso benissimo questo pallone dalla Volley Rock che contrattacca in questo momento, difesa anche per San Donà che contrattacca con Aurora che va a fare questo pallonetto. Ormai la Volley Rock ha intuito questi pallonetti alla meglio, la numero 11 della Volley Rock Stella Nervini che trova con la complicità di Giulia Marconato il money out su questo attacco da zona 4 e si riporta a -2 la formazione romana al servizio proprio la fautrice dell'ultimo attacco vincente Stella Nervini. 6-4 parziale a favore di San Donà. Ottima battuta, però anche ottima realizzazione di San Donà che con questo schema veloce in zona 4 Marina Giacomello mette a terra il 7° punto per San Donà. Va al servizio per la squadra veneziana il capitano Aurora Zorzetto. Inquadrata la capitana di San Donà, salto floor per lei, buona battuta, fa fatica a realizzazione del libero, palla alta in zona 4, Sara Bellia trova un buon attacco, infatti mette in difficoltà la squadra di San Donà, free ball per la squadra di Volley Rock che non sfrutta anche questa volta, il pallone finisce out ma c'è un tocco a muro e quindi trova il punto la squadra romana, il 5º, ma al servizio nel numero 17 Greta Catania. È pronta invece in ricezione San Donà, vedete inquadrata la giocatrice romana, pronta al servizio, salto float per lei e trova l'ace, non è pronta al libero veneziano, 6° punto per la squadra romana che si porta a -1 nei confronti di quella veneziana in questa finale, in questo quarto set, avanti 2-7-1 la squadra veneziana, ancora il servizio invece con il numero 17 Greta Catania, salto float per lei e punta ancora libero e lo mette ancora in difficoltà, questa volta però il pallone viene alzato, trova però il pallonetto e con un po' di difficoltà infatti chiama fallo, doppia dice l'arbitro in prima sul secondo tocco della regista veneziana e c'è la parità 7-7. Recupera lo svantaggio la Volley Rock Casalde Pazzi, ancora al servizio con il numero 17 Greta Catania. E mette in difficoltà la ricezione, non riesce in questa giocata San Donà, si riporta in vantaggio la squadra di Matteo Piglieci e adesso vediamo se chiamerà time out Stefano Gregoris, ancora al servizio invece del numero 17 Greta Catania. Non tiene la ricezione di San Donà, infatti arriva una mezza free ball per Volley Rock e al secondo tentativo Ilaria Durante mette a terra e infatti chiama subito time out coach Stefano Gregoris perché intuisce che sta prendendo troppo piede la squadra dei Volley Rock. Attenzione, occhio, diamo qualità al primo tocco. E aggiungete anche questo quarto set. Diamo qualità lì, prima cosa, ok? Con i ragazzi seconda cosa, verso dirette e rincorsa, Rice e rincorsa. Noi dobbiamo giocare veloce. Allora per giocare veloce non posso ricorrere dritto. Vado e via mi avvicino, ok? Questa finale trasmessa in streaming sul sito FIFA Padova. 9-7 il parziale e si riprende dopo questo time out ancora con il servizio della Volley Rock con il numero 17 Greta Catania, ancora in difficoltà la realizzazione di San Donà e c'è il contrattacco adesso della Volley Rock, trova a lungo linea vincente Sara Bellia, 10-7 allunga più 3 la formazione del Volley Rock, un po' impantanata San Donà in questo quarto set, era partita forte però poi ha recuperato la squadra romana, ancora al servizio con il numero 17 Greta Catania.
Ancora difficoltà di iniziazione per Sandonà e difende questo attacco di Sandonà. La Voleirò, difende anche Sandonà che va a contrattaccare a rete però con Aurora Zorzetto. 11° punto per la Voleirò che si porta a +4 in questo quarto set. È un po' impantanata Sandonà, classico momento in cui non gira niente e serve da parte della Voleirò forzare un po' meno. Io dico sempre basterebbe in questi frangenti buttare il pallone di là, naturalmente il livello è alto e quindi il pallone di là lo si butta con una certa difficoltà. Bellissima battuta, ha trovato quasi un mezzo ace e con un po' di fortuna trova a questo punto Sara Bellia con un attacco muro out di 12-7 il parziale, +5, ormai sarà la sesta battuta, anzi settima per Greta Catania al servizio. Ancora in battuta salto float per il numero 17 della Voleirò. Vediamo se mette ancora in difficoltà la ricezione di Sandonà. Bella battuta, tesissima, fa fatica libero a tenere, prova Aurora Zorzetto ad attaccare da seconda linea, difende bene la Voleirò, ancora in attacco con Sara Bellia che attacca un diagonale anche un po' morbido, però Sandonà sembra un po' sfiduciata, non ci crede, guarda gli spalti. Scusa, guarda il tabellone, il libero di Sandonà, un po' sfiduciata. 3-17, chiama ancora time out coach Stefano Gregoris. Questa volta andiamo a sentire le parole di Matteo Piglieci. Sara chiude la para in base alla palla e chiudi la para, tutte quante un passo a sinistra. Se la palla va in super, Anna lascia la parallela, entra e si prende la botta. Il posto 6 fa un passo a destra per raddoppiare la parallela. Ok, questo è il sistema di adesso. Ora 6 punti le lunghezze e il vantaggio per Voleirò Casalla De Pazzi. Iniziano le squadre in campo. 13-7, finale tutta da vivere. E riprende nuovamente questo quarto e decisivo set. Ancora al servizio Greta Catania, questa è la sua ottava battuta, sta facendo un filotto di punti al servizio con una battuta molto tagliente, infatti mette ancora in difficoltà il libero di Sandonà, fa fatica a costruire gioco la squadra veneziana e al meglio la sfrutta la Voleirò che trova ancora un punto e ancora con Sara Bellia. 14-7 +7 per i Voleirò, ancora il servizio Greta Catania, battuta al salto float tesissima, ricezione alzata e trova l'attacco vincente Marina Giacomello, interrompe dopo 8 punti in questa serie positiva del Voleirò. 14-8 il parziale, 6 le lunghezze di distacco tra queste due formazioni, non sono per niente poche, però non è impossibile. Giulia Marconato al servizio. Salto float anche per questa atleta, palla morbida, viene ricevuta molto bene da Sara Bellia e c'è questo pallone difeso anche bene da Sandonà e trova l'attacco vincente da seconda linea, un po' anche con l'utilizzo del muro out Aurora Zorzetto. 9 punto, si porta a -5 la formazione di Sandonà, ancora il servizio con la numero 9 Giulia Marconato. Salto float per l'atleta di Sandonà. C'è un po' di difficoltà in ricezione e si blocca prima che l'arbitro fischi la squadra di Sandonà, mani out e 15° punto per la formazione del Voleirò. 15-9 il parziale, +6 per la formazione romana che va in battuta con la numero 13 Ilaria Durante. Buona ricezione per Sandonà, attacco di Comunello che viene difeso e c'è il contrattacco e c'è fallo a muro, tocca la rete il muro di Sandonà. 16-9 si riporta +7 la formazione della Voleirò, ancora al servizio con il numero 13 Ilaria Durante. Salto flotta per questa atleta della Casal De Pazzi.
e con un po' di fortuna trova a questo punto Marina Giacomello il decimo, si riporta a -6 Sandonà in questo quarto set. Tende il pallone Marina Giacomello, la fautrice dell'ultimo punto, al servizio del numero 7 di Sandonà. Salto flot per lei, ottima battuta, ma buona anche la ricezione di Sara Bellia, che chiude troppo in lungolinea e termina out questo pallone. 11° punto per la GL Mocovolley Sandonà, che si porta a -5 in questo quarto set. Ancora il servizio con Marina Giacomello. E buona battuta, fatica a ricevere e non si intuiscono in questo pallone. La Volley Ro regalano un pallone a Sandonà che equivale in -4, 16-12. Adesso inizia a crederci un po' di più Sandonà, forse dava già per scontato la vittoria di questo set Volley Ro, non lo so, vedo un po' troppa sufficienza. Ancora il servizio Marina Giacomello, salto flot per lei, fa una buona battuta, fa fatica a tenerla libero e c'è l'attacco da zona 4 di Anna Delusi, che viene difesa, contrattacco, palla corta di Marina Giacomello, un altro errore nel Volley Ro e un altro punto, il 13° per Sandonà. Fa il buono e il cattivo tempo questa Volley Ro in questo quarto set, infatti chiama subito time out Matteo Piglieci. 13 Sandonà, 16 Volley Ro in questo quarto e decisivo set, ma andiamo ad ascoltare il time out, le parole di Matteo Piglieci. Siamo uno per super, ok? Va bene, entra bene con te, salta su ed entra bene lì. Chiaro? La palla morbida a togliere di là. Attento, sulle coperture spingiamo la palla. Stanno battendo palla a sinistra, si è. Chi sta prendendo la palla a sinistra? Ovvio, E riprende nuovamente dopo questo time out, questo quarto set. 16 il parziale a 13 a favore della Volley Ro, però devo dire e ricordare per chi si fosse appena collegato che Sandonà ha fatto 3 punti di recupero al servizio con Marina Giacomello, pronta appunto anche per la quarta battuta, ma c'è un cambio nelle fila del Volley Ro, entra con il numero 2 Manuela Ribecchi, è nata a sostituire Sara Bellia. Ma pronta dal fronte opposto appunto abbiamo Marina Giacomello al servizio, salto flot per la giocatrice veneziana, battuta morbida, sembra quasi non volerla sbagliare, non vuole interrompere questa serie positiva, riprova l'attacco con la nuova entrata, la Volley Ro viene difesa molto bene da Sandonà che contrattacca sulle mani del muro, ancora contrattacco per la squadra veneziana e con un po' di fortuna riesce quasi, recupera con un po' di fortuna, stava dicendo Marina Giacomello, trova il punto, il 14° e rosicchia un'altra lunghezza di svantaggio nei confronti della Volley Ro. C'è l'applauso di tutto il palazzetto per il tentato recupero da parte del Volley Ro in difesa da parte del suo libero. Ancora Marina Giacomello, salto flot al servizio, riceve però un po' corto, palla alta in banda, e quando la palla alta arriva bene il muro di Sandonà, e quando arriva bene il muro di Sandonà è difficile che il pallone passi, e c'è il muro punto di Blessing Ese. 16 Volley Ro, 15 Sandonà. Si è invertito l'andamento del set, prima era Sandonà che le stava prendendo impassibile, adesso le sta prendendo il Volley Ro. Ancora il servizio Marina Giacomello. Adesso ha tirato questa battuta, infatti fatica a ricevere il libero della Volley Ro, palla morbida che viene ricevuta da Sandonà e contrattaccata, ma c'è l'errore in attacco di Marina Giacomello. Esulta il Volley Ro che interrompe questa serie positiva di Sandonà e si riporta a +2, 17-15 il parziale, e va al servizio con la numero 2 Manuela Ribecchi. Vediamo se farà ancora un servizio al salto spin la giocatrice della Volley Ro, l'unica in questa finale che attacca in questa modalità. È così, salto spin per questa atleta, caratteristica il pallone gira,
e c'è una bellissima azione, peccato che termini fuori di poco questo pallone. Salva questa ricezione Blessing Ese e c'è il primo tempo che termina out di poco. Si riporta più 3 la formazione del Volley Ro, 18-15 parziale. Ancora il servizio del numero 2 Manuela Ribecchi. Ancora attacco spin e viene ricevuto molto bene da Sandonà, è attaccato ma difende bene anche la Volley Ro che contrattacca e trova un lungo linea vincente. Che pallone di Stella Nervini, trova la linea nel lungo linea, impossibile quasi da difendere. 19-15, si riporta più 4 la Volley Ro. Qui non c'è colpo su colpo, si danno 3-4 sbarle e poi si prendono. Ancora il servizio in questa fase Manuela Ribecchi, salto spin, ricevuta più la palla da Sandonà. Il primo tempo non cade, viene difeso e contrattaccato da Anna Delusi. E vediamo ancora contrattacco e non passa questo pallone. C'è il fallo da parte della Volley Ro. 19-16 il parziale. 3 le lunghezze di distacco tra le due formazioni finaliste in questo quarto set. Il servizio Sandonà con il numero 14 Matilde Comunello. Salto float per questa atleta. Ottima battuta, viene ricevuta staccata dal libero della Volley Ro e c'è il muro vincente di Sandonà con il suo libero, centrale Matilde Eckler. 19-17, 2 le lunghezze di distacco tra le due formazioni. Ancora il servizio Matilde Comunello per il CL Imoco Volley Sandonà. Salto float per questa atleta inquadrata in questo momento. Disposta in ricezione la Volley Ro, ricezione che arriva un po' tesa e viene attaccata di tutta forza in lungolinea da parte di Anna Delusi. 20° punto per la Volley Ro Casalde Pazzi che si riporta più 3 in questo quarto set. Ricordiamo il parziale 2-1 dei set a favore di Sandonà, quindi se vince questo set Volley Ro si va al quinto e decisivo. Al servizio il numero 10 Chiara Salvatori. Ricezione più per Sandonà, un po' telefonata questo secondo tocco. Free ball che non passa questo pallone, che errore, e ringrazia la Volley Ro e Sandonà consegna un po' le chiavi di questo set in mano alla Volley Ro. Al servizio si riporta nuovamente Chiara Salvatori, il parziale 21-17 più 4 a favore della squadra romana. Salto float per l'atleta numero 10 che vedete inquadrata in questo momento. Bellissima battuta e trova l'ace nella zona di conflitto. 22-17 dopo un recupero di Sandonà. Volley Ro riprende il largo perché vuole portare a casa questo set e giocarsi tutta questa finale nel quinto e decisivo. Ancora il servizio la numero 10 Chiara Salvatori. Più la ricezione e c'è il muro di Anna Adelusi trovato dall'attacco di Aurora Zorzetto. 23-17 il parziale, allunga più 6 e sta seriamente ipotecando il quinto set. La Volley Ro in battuta con il numero 10 Chiara Salvatori. Ancora più la ricezione per Sandonà. C'è il primo tempo vincente di Matilde Eckl. 23-18 il parziale, 5 lunghezze di vantaggio per la squadra guidata da Matteo Piglici in questo quarto set. Non sono poche. Solo 2 punti per vincere questo set per la Volley Ro, 7 invece deve farne Sandonà. Al servizio con la numero 17 Matilde Eckl. Battuta tesissima, viene ricevuta con difficoltà. Alzata, attacco e contrattacco di Sandonà. Pallonetto molto letto e c'è un altro attacco in lungolinea di Anna Delusi e un altro punto per la Volley Ro. 24-18, 6 set bolla per la squadra guidata da Matteo Piglieci.
in questo quarto set. Al servizio la fautrice dell'ultimo attacco vincente, Anna Adelusi. Vediamo se tirerà e proverà a fare l'ace per chiudere questo set, e trova l'ace. 25-18, pietrificata in ricezione Sandonà, 2-2, e dopo il 2-0 di Sandonà c'è il 2-0 della Volley Ro consecutivo, 2-2 il parziale. Si va al quinto e ultimo e decisivo set di questo ottavo Memorial Gianni e Doriana Campesan qui a Palaberta di Montegrotto Terme. Vedete inquadrato tutto il Palaberta, gremito in attesa di conoscere la vincitrice di questo ottavo Memorial. Arrabbiatissimo, voi non lo vedete ma lo vedo io, Stefano Gregoris, perché si porta al quinto set il risultato di questo quinto set, e c'è lo speaker che prova a far partire una ola al palazzetto, mentre vedete a destra i due capitani assieme ai due arbitri per il sorteggio del quinto set, che deciderà chi parte in ricezione e chi parte al servizio. Vedo che e parte la ola qui al Palaberta, c'è la ola e si alzano un po' timidamente, eccoli qui in basso a destra, un po' timidamente, eccoli, riparte, su, sono anch'io qui a incitare la ola del Palaberta. Adesso andiamo a vedere Matteo Pinici. Sulle situazioni difficili che la palla non si sa di che cazzo è. Spettacolo di questo ottavo Memorial Campesan. Va bene, è chiaro per tutte, Forza raga, ha detto Matteo Pinici. Sotto di 2-7-0 è andato su 2-2, quindi adesso in teoria psicologicamente parte più forte la Volley Ro, perché appunto da sotto si trova in parità e quindi si gioca la finale tutta al quinto set. Ricordiamo il 15, vantaggi a parte. Le squadre in campo si acceleranno per questa finale. Sono pronte a entrare in campo le atlete, stanno dando le ultime indicazioni i due coach al sestetto che inizierà questo quinto e decisivo set. Stefano Gregoris in primis sta dando indicazioni all'atleta del Sandonà, mentre il secondo di Matteo Piglieci dà indicazione al libero della Volley Ro. E state vedendo inquadrato anche il Palaberta di Montegrotto, gremito, che attende di conoscere la vincitrice di questo ottavo Memorial Gianni e Doriana Campesan proprio qui a Montegrotto Terme. Panoramica del palazzetto che accoglie questa finale, e c'è il fischio dell'arbitro di seconda che invita le atlete ad entrare in campo. Vedete concentrate le atlete della Volley Ro Casal de Pazzi. Sandonà invece è già schierata in campo per il controllo da parte dell'arbitro di seconda, che coincidano le posizioni in campo con il foglietto appunto compilato dagli allenatori. C'è stato fatto anche un controllo alle atlete del Volley Ro e quindi si può partire. Il servizio nelle mani del Volley Sandonà, Imoco GL. Pronta al servizio la numero 14 Matilde Comunello. Ricordiamo che questo set termina al 15. Attacco flotto per questa atleta, subito in difficoltà la ricezione della Volley Ro, che però attacca e con la rigiocata sul muro copertura attacca questo secondo pallone e non riesce nella difesa la GL Moco Volley Sandonà. Primo punto di questo quinto set per la Volley Ro Casal de Pazzi, quinto set decisivo, e parte il servizio per la Volley Ro la numero 10 Chiara Salvatori. Ricordo che nel set precedente ha fatto molto male a Sandonà il servizio di questa atleta, dell'atleta numero 10 del Volley Ro di Roma. Salto flotto per lei,
Infatti trova subito l'ace l'atleta di Roma, un po' troppo statico il movimento del libero di Sandonà, che sta accusando il colpo in ricezione. Mi sembra di leggere un po' di timore, appunto, perché c'è Chiara Salvatori al servizio. Salto float per lei, punta ancora libero, che questa volta riceve abbastanza bene, ma difende bene ancora Chiara Salvatori, ma non riesce a contrattaccare la volley Ro e si riporta in vantaggio il volley Sandonà a 2 lunghezze, 2-1, scusate, 2-1 è in parziale a favore della volley Ro. Primo punto per Sandonà, che va in battuta con la numero 17 Matilde Eckle. Salto float per lei, bella battuta, viene ricevuta bene dalla volley Ro e c'è l'attacco di Anna Adelusi, che trova il money out. 3-1 per la squadra guidata da Matteo Piglici in questo quinto e decisivo set per questa finale. Pronta al servizio il capitano Anna Adelusi. Float piedi a terra per lei, pallone che termina out di pochissimo. Vede bene l'arbitro, secondo punto per Sandonà, che va in battuta con il numero 10 Blessing Ese. Salto float per lei, anche lei prima ha fatto molto male in attacco, cioè ha fatto male all'avversario, non molto male in battuta, ma non c'è la difesa su questo attacco della volley Ro, che si riporta a +2 e spezza anche questo servizio che prima ha fatto tanto soffrire le atlete romane. Entra con il numero 8 Sara Bellia, va a sostituire la numero 2 Manuela Ribecchi, a sostituire in prima linea l'attaccante. Pronta invece al servizio abbiamo Stella Nervini. Salto float per l'atleta romana, con un po' di difficoltà riceve questo pallone Sandonà, troppo a filo rete, e ne approfitta Sara Bellia per chiuderlo immediatamente. +3 la squadra della volley Ro nei confronti di Sandonà. Ancora il servizio Stella Nervini e c'è l'attacco che non passa di Marina Giacomello, e quindi un altro punto per la volley Ro. Chiama subito time out Stefano Gregoris. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico di Sandonà. E c'è quindi ora il tie break. Livello prende campo 5, Fiore prende campo 6. Time out chiesto ora da Poco Volley Sandonà. E se c'è palla tutta, la piazza dall'altra parte e vado, ok? Cini, dobbiamo rimediare un pelo meglio la palla, se riesci a mettere un po' più vicino per consentire a tutte, se riesci gioco col centrale. Sembra di aver percepito che esclude dalla ricezione qualcuno, forse il libero, o chiede l'aiuto, perché vede un momento di difficoltà di ricezione da parte appunto del suo libero. Nel fronte opposto è pronta in battuta la numero 11 Stella Nervini. 6-2 parziale a favore della volley Ro in questo quinto decisivo set. Porta subito i suoi frutti il time out chiamato da Stefano Gregoris, con l'errore al servizio di Nervini. 6-3 parziale. Va in battuta il capitano Aurora Zorzetto. Vediamo dove cercherà il punto il capitano di Sandonà con la sua battuta salto float. Cerca il libero la tiene alta ma staccata da rete. Attacca da seconda linea Anna Delusi, che trova il punto. Un po' ferma in difesa Sandonà, la vedo un po' morta come spirito la squadra veneziana, mi spiace a dirlo, però non le vedo reattive in difesa. Forse sarà anche la stanchezza, 2 giorni di partite non è per niente facile. Al servizio Greta Catania, salto float anche per lei, riceve bene il libero e c'è il primo tempo di Marconato che viene difeso e contrattaccato dalla volley Ro e trova il punto in lungolinea Sara Bellia. Ottimo punto, ottavo, e c'è il cambio campo in questo quinto e decisivo set. 8-3 parziale a favore della volley Ro, che sta conducendo questo quinto set
Dopo questo attacco vincente di Sarabelia c'è il cambio campo. Sta facendo un briefing il sestetto romano, è già pronto invece in campo il sestetto veneziano. Questa è la finale dell'8º Memorial Campesan qui a Montegrotto Terme. Per chi si fosse collegato da poco, i primi 2 set se li ha aggiudicati San Donà, il terzo e il quarto invece la Volley Ro, che sta conducendo anche questo quinto set 8-3 come parziale. È pronta al servizio per la squadra di Roma la numero 17 Greta Catania. E ci siamo quasi. Dà l'ok l'arbitro in seconda, fischietto in bocca per l'arbitro in prima e c'è il fischio e ricomincia questo quinto e decisivo set dopo il cambio campo. 8-3 parziale a favore della Volley Ro. Ottima battuta per Catania e c'è la difesa free ball che arriva a San Donà. Vediamo se San Donà la sfrutta al meglio, e la sfrutta al meglio con questa palla tesa in banda da parte di Matilde Comunello, chiamata in causa da Blessing Ese. Quarto punto per San Donà che si riporta a meno 4, 8-4 il parziale, e va al servizio con Giulia Marconato. Salto float per l'atleta veneziana, bella battuta tesa, viene ricevuta bene, e c'è l'attacco da seconda linea di Anna Delusi. Free ball che arriva alla Volley Ro, vediamo come la sfrutta. Palla alzata a Sarabelia, viene difesa da San Donà e contrattaccata, palla corta e trova il punto di astuzia Matilde Comunello. Quinto punto, si riporta a meno 3 e riapre un pochino questo quinto e decisivo set la squadra di San Donà. Vedo che ci crede un po' di più rispetto a 2 o 3 scambi fa. È ancora pronta al servizio la numero 9 Giulia Marconato. Salto float per lei, battuta molto decisiva a mio avviso, viene ricevuta abbastanza bene e c'è il muro vincente, se non erro, da parte di Marina Giacomello. Ottimo punto per San Donà che si porta a meno 2, inizia a crederci un po' di più. Ancora il servizio Giulia Marconato, salto float per lei, vediamo se la rischia oppure no, un po' più morbido, non vuole sbagliare la battuta. Ancora Sarabelia in attacco e c'è ancora un altro muro di Marina Giacomello. Forse adesso credo che Matteo Piglieci chiamerà time out, mi sa, perché è troppo infatti eccolo lì, e chiama time out il coach della Volley Ro sul parziale di 8-7, sempre a favore della squadra romana. Però ricordiamo che il cambio campo era stato fatto 8-3, quindi filotto di 4 punti per la squadra veneziana che riapre questo quinto e decisivo set. Bellissima questa finale, fantastica, di queste due formazioni under 16 femminile. Andiamo a ascoltare. Proponetevi pipe e in 0, che base fai? 1-1, proponiamoci in 9 e in 0, ok? Aiutiamo Sara, capito? Ora con calma e serenità. Calma Matteo Piglieci, e ha ragione perché sono in vantaggio 8-7 e quindi deve essere calmo, lucido per mettere a terra il punto, per difendere, per cercare dentro il bagaglio tecnico, anche se pur giovane, di queste atlete la soluzione giusta in funzione di quello che sta succedendo. Questo è il gioco di situazione, la pallavolo. Giulia Marconato al servizio, salto float per lei e fa giusta la battuta, cosa fondamentale, importante da un time out, perché porta un ace. 8-8, mai sbagliare dopo un time out. Lei l'ha presa alla lettera e ha portato a casa l'ace, e di nuovo parità, 8-8, recuperato tutto lo svantaggio. E adesso Giulia Marconato ancora al servizio, salto float, mantiene la battuta e infatti con questa ricezione sbagliata il regista del Volley Ro prova a salvare il pallone, ma Matilde Eckl fa in modo che non passi e chiama subito un altro time out Matteo Piglieci. Prima aveva predicato calma, però vedo che
la temperatura sta alzando. Andiamo a sentire Sandonà. Pare che tu in 6, il Marina prende in 5. Cioè, il suo colpo è la diagonale, ok? Quindi ci viene proprio avanti a te. Qua. La difendiamo e rigiochiamo col pallonetto senza paura. Stefano Gregoris ha dato delle indicazioni tattiche alle sue atlete, in vantaggio 9-8, un parziale di 6-0 per la GL Mocovoli Sandonà, che va al servizio ancora con Giulia Marconato. Settima battuta per lei. Salto float, la fa giusta dopo il time out, abbiamo detto battuta giusta. Sarabellia attacca di tutto braccio in diagonale, difende Marconato ma il pallone va dall'altra parte del campo, ancora Sarabellia tutta diagonale, viene murata ma c'è la copertura fantastica del libero. Prova il tocco Anna Delusi, ma come una volpe Matilde Eckler aspetta il momento più opportuno per mettere il braccio dove il pallone sta arrivando. Il pallone cade, 10° punto per Sandonà che si porta più 2 e c'è una sostituzione, esce il capitano Anna Delusi della Voliro e entra il numero 15 Alessia Conti. Cambio opposto per la squadra del Voliro. Il capitano è il 13 in campo per la Voliro, pronta e concentrata. Giulia Marconato al servizio. Cosa dite? Sforzereste voi la battuta o continuiamo a farla giusta? Io sarei più per la seconda. Battuta giusta, ricezione del libero, alzata in zona 4 e cade questo pallonetto e trova il 9° punto la Voliro Casalde Pazzi, ma più che 9° punto interrompe questa super serie positiva di 7 punti di Sandonà. 19 vantaggio per la squadra veneziana. Aveva trovato molte volte il punto col pallonetto la squadra veneziana, questa volta ha attinto da questo fondamentale anche la squadra romana per interrompere questa serie positiva al servizio di Giulia Marconato. Dal fronte opposto abbiamo pronta la regista della Voliro, il numero 13 Ilaria Durante, inquadrata in questo istante, pronta per il salto float, però vede ancora qualcosa in campo. L'arbitro imprime e dice di pulire il terreno di gioco perché può diventare pericoloso. Salto float appunto per Durante. Ottima battuta, viene ricevuta abbastanza bene da Sandonà, alzata in zona 4 e trova il diagonale vincente Matilde Comunello, chiamata in causa da Blessing Ese. Si riporta più 2, 11-9 la formazione di Sandonà e va in battuta con il numero 7 Marina Giacomello. Predica calma al servizio Stefano Gregoris, ha capito che probabilmente in questa fase del set non serve tanto sforzare, perché essendo l'avversario un po' in difficoltà il pallone va buttato di là, con una certa qualità naturalmente, però va buttato di là. Free ball per la Voliro, vediamo però adesso che non sia troppo facile questo pallone che arriva, difende, vediamo il scusate, ma è uscita male questa palla dalla regista di Sandonà, mi è venuto appunto questo gesto verbale, infatti ha chiamato fallo all'arbitro e c'è il 10° punto per la squadra della Voliro, 11-10 parziale. Rientra Anna Adelusi e va a sostituire la numero 15 che vedete inquadrata da distante Alessia Conti, mentre è pronta al servizio Sara Bellia. 11-10 parziale a favore della GL Mocovoli Sandonà. Apertissimo questo finale decisivo di quinto set dell'8º Memorial Campesan. Mamma mia, battute insidiosissime, infatti arriva subito di qua questa free ball che viene sfruttata al meglio, ma non dalla Voliro, dal muro di Sandonà. 12° punto, ci mette le mani Blessingese per portare a casa questo più 2 e c'è un'altra sostituzione nella Voliro, entra con il numero 2 Manuela Ribecchi che va a sostituire Sara Bellia. A fronte opposto invece è pronta al servizio la numero 14 l'attaccante Matilde Comunello. Salto float per lei. Vediamo se continueranno la Sandonà a fare battute più di precisione che di forza. Bella battuta che mette in difficoltà il libero avversario, però c'è l'attacco di Anna Delusi che però termina out. Chiamano un tocco le giocatrici della squadra della Voliro
qualche arbitro non vede, anche a mio avviso concordo con la direzione arbitrale. 13-10 più 3 per i volley team, per la GL Imoco Volley San Donà, ancora a servizio con il numero 14 Matilde Comunello. Puntiamo su una battuta di precisione, eccola lì, precisione massima, zona di conflitto, fermi e ricezione, le gambe delle giocatrici della Volley Ro. 14-10, 4 match ball per la squadra veneziana che avanti di 2 set si è fatta recuperare il 2-2 ed è arrivata al quinto decisivo per vedere di portare a casa questa finale. Ancora il servizio Matilde Comunello, battuta di precisione, il libero fatica un po' a ricevere e non passa questo pallone e vince questa finale la GL Imoco Volley San Donà, che vedete inquadrate a centrocampo tutta la squadra saltella e festeggia questa vittoria. Sembrava quasi scontata all'inizio dopo questo 2-0, completamente ribaltato il risultato, terzo e quarto set da parte della Volley Ro. Grandissima finale, bellissima partita molto forte in quinto set la Volley Ro, però poi la GL Imoco Volley San Donà ha recuperato lo svantaggio, si è portata avanti e chiude 15-10 questo quinto decisivo set. Bellissima questa finale, complimenti a queste atlete di under 16, ricordiamolo, 15 anni e 14 per queste atlete che se la sono giocata. C'è un po' di rammarico nell'espressione delle atlete della Volley Ro Casalde Pazzi. Vi auguro di rincontrarvi ragazze magari nella finale nazionale e di darvi battaglia. È stato uno splendore vedervi giocare. Questa la vincitrice del 2019 Memorial Gianni ed Oriana Campesan, la GL Imoco Volley San Donà. Ecco inquadrato di spalle il presidente della GL Imoco Volley San Donà in muta in t-shirt gialla, felicissimo. Chiedo a tutto un grande applauso ad Antonio, che è stata la voce del nostro torneo ed è il service che sta facendo. E vedete appunto che ringrazia il pubblico. E sta festeggiando la GL Imoco Volley San Donà, che salta assieme al suo pubblico, ai suoi beniamini. E vedete inquadrate queste atlete fino alla fine stanno canticchiando. Rilassatevi un attimo, riposatevi. 24 squadre ha messo insieme in questi 2 giorni il Campesan, il Memorial Campesan qui tra Abano, Terme e Montegrotto, per passare anche per 2 Carrare, Battaglia Terme, Selvazzano Dentro, Torreglia e Limena. E continuano a festeggiare le atlete e vedete il Palaberta dopo questa interminabile finale. Guardiamo il cronometro, 2 ore e un quarto di partita lunghissima, non finiva più. Complimenti a queste ragazze, sono proprio entusiaste le atlete veneziane e ci mancherebbe. Finale importantissima, come diceva prima il vicepresidente della FIPAV. E sentite il sottofondo, la speaker del palazzetto. Fra poco ci saranno le premiazioni a tutte le società che hanno partecipato a questo Memorial. C'è un pezzo che dovete iniziare a fare e vediamo se poi tutto il Palaverta vi seguirà in questo. Provate, Lascio spazio anche alle immagini delle vincitrici di questo Memorial, inquadrate in questo momento. Si abbracciano, contente di aver portato a casa questo trofeo. Perché come diceva Giulio Velasco, la partita si vince nella settimana e la domenica si alzano i trofei. Questo per dire che, come si vede anche dal gruppo che è inquadrato, il lavoro di squadra porta i suoi frutti quando è una squadra a svolgerlo e non 6-7 atlete. E salutiamo in primo piano le atlete di San Donà.
Guardate l'entusiasmo di queste giovani giocatrici, il futuro di questa pallavolo, speriamo anche nella nazionale italiana. Stanno allestendo il Palaberta per le premiazioni. Stanno smontando la rete, i pali, per creare lo spazio necessario per premiare tutte le 24 squadre partecipanti a questo Memorial Campesan. E appunto poi dovranno partire per ritornare a casa, perché ci sono squadre che arrivano da parecchio distante. Abbiamo anche dei piccoli tifosi della squadra vincitrice che vanno ovviamente a le vincitrici erano state perché questo sono oggi prese in carico poco fa dalla nostra regia. Adesso vedete una panoramica del Palaberta qui a Montegrotto. Bene, vi salutiamo qui dal Palaberta dopo questa finale dell'8º Memorial Gianni e Doriana Campesan. Alla prossima diretta live, un saluto a tutti voi che ci avete seguito e forza sempre alla pallavolo.